Buongiorno a tutti, io sono Francesca Torelli, la consigliera di parità della Regione del Veneto e mi sembrava... scusate. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, sono Francesca Torelli, la consigliera di parità della Regione del Veneto in carica da un anno, più o meno concludo il mio primo anno di mandato. Partirei ringraziando le istituzioni, in particolare la Regione del Veneto, che come sempre è molto disponibile nel mettere a disposizione di questo ufficio che è di emanazione del Ministero del Lavoro, ma ospitato e favorito dalla Regione, per ringraziarla per la messa a disposizione appunto delle strutture e devo dire anche per la disponibilità dei funzionari e degli organi politici a seguire le iniziative che di volta in volta andiamo a svolgere. Ringrazio anche la consigliera nazionale di parità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma in particolare tutte le aziende, più di quasi 4.000 aziende, che grazie al conferimento dei loro dati e grazie al fatto che sono seguite da dei consulenti del lavoro in primis, ma non solo, anche commercialisti piuttosto che avvocati, a conferirci questa serie di dati che poi ci permettono di realizzare giornate come queste e analisi che spero siano significative e importanti. Adesso io inizierò con la lettura della comunicazione, della lettera ricevuta dal Presidente, dottor Luca Zaia, in merito a questa iniziativa. Gentile dottoressa Torelli, ringraziandola per il cortese invito, mi duole comunicare che, come anticipatole dalla mia segreteria, non potrò prendere parte alla presentazione ufficiale della pubblicazione L'occupazione maschile e femminile in Veneto, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Esprimo con la presente lettera la mia vicinanza ideale a questo cruciale appuntamento che, analizzando con grande precisione gli attuali orizzonti occupazionali della nostra Regione, si prefigge l'obiettivo fondamentale di delineare gli interventi futuri da destinare all'ulteriore sviluppo del lavoro, soprattutto quello di qualità, e che riesce a garantire alti tenori di vita. Considero inoltre che la centralità di questa indagine risieda nella volontà di approfondire, così da risolvere, le diversità di genere, anche di carattere retributivo, gravanti non solo sull'intero sistema Paese, ma anche all'interno della nostra Regione. Garantire e promuovere condizioni salariali eque, soprattutto per la figura femminile, corrisponde infatti a moltiplicatore di opportunità in fatto di crescita e sviluppo, con ovvie ricadute sistemiche. Basti pensare che supportare le lavoratrici, soprattutto nella fase della maternità, significa consolidare la natalità, tematica quanto mai centrale per la tenuta di ampie fette della nostra società. Ringraziando lei e tutti gli uffici regionali coinvolti nella stesura di questa edizione del report, sicuro che questo verrà accolto con grande interesse dai principali stakeholder, concludo porgendo a tutti i presenti i saluti della Regione Veneto e miei personali. Dottor Luca Zaia. A questo punto io passerei la parola alla dottoressa avvocata Francesca Scatto, Presidente della Sesta Commissione Politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro, politiche per la ricerca, politiche per la cultura, il turismo e lo sport del Consiglio regionale del Veneto. Grazie, buongiorno a tutti. Alle volte si prova, almeno io, un po' di imbarazzo quando si deve parlare di differenze. Vero che la nostra società è intrisa di differenze, però parlare di differenze di genere pesa e pesa sempre di più. Quindi c'è un'attenzione crescente per tenere, sotto controllo queste differenze. Ecco il ruolo importantissimo che riveste la consigliera di parità. Consigliera di parità che
deve però essere supportata, come abbiamo sentito dalle parole del nostro governatore, anche da un apparato. E mi pare che l'apparato della Regione Veneto presti quell'attenzione che è necessaria per poter discutere e soprattutto, più che discutere, capire quali interventi debbano essere adottati per tenere sotto controllo appunto queste differenze che il più delle volte si manifestano nei luoghi di lavoro. Noi oggi parliamo di lavoro femminile e lavoro maschile. Ora, la cosa che diciamo mi è balzata agli occhi, a parte che ultimamente se ne parla parecchio, ma che di cui ho potuto prendere atto anche dalla lettura del report, è quello che viene definito il gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione a parità di ruoli. Questo non deve esistere. Allora, questo è collegato però anche al fatto che le donne rivestono minori ruoli a livello dirigenziale. Ora, questo perché? Perché noi donne non facciamo un solo lavoro, noi di lavori ne facciamo solitamente, diciamo due nel senso che investono due ambiti diversi, uno di natura prettamente professionale che svolgiamo nei luoghi dedicati appunto al nostro lavoro, e l'altro che non mi piace tanto, se devo essere sincera, definirlo lavoro, ma ha uno stretto contatto con la cura di chi ci sta vicino, perché è da una parte insito nella nostra predisposizione, ma perché è così nella vita. Cura che può riguardare senza dubbio anche il genere maschile. Non dico che solo noi dobbiamo farlo, però se dobbiamo guardarci in faccia e dire le cose come stanno, solitamente questo compete alla donna per svariati motivi. Donna che quindi si ritrova anche in molti casi a non essere in grado di avere un monte ore lavorativo che ricopra le 8 ore, per dire, ma che deve usufruire di quello che è part time, e anche questo va a giocare su una diminuzione della retribuzione. Quindi ci sono vari settori che vanno, diciamo, tra virgolette, controllati. L'importante, e questo è il ruolo della consigliera di parità, è che ci sia qualcuno che fa questo controllo, che ci sia un qualcuno che lavora a stretto contatto con le aziende, con i luoghi di lavoro, e però dall'altra parte deve esserci anche la sensibilità del datore di lavoro. Poi si parlerà delle certificazioni, di tutto quello che è comunque in essere, perché per fortuna non siamo fermi. La Regione Veneto sta dando un apporto sostanzioso e sostanziale anche per favorire diciamo il passaggio per arrivare ad una parità che comunque, secondo il mio modesto parere, non può prescindere da un fattore dominante, quello che riguarda l'istruzione. Ecco perché si stanno cercando di sostenere sempre di più le iscrizioni anche all'università in quelle che sono definite le materie STEM, quelle prettamente tecniche, per le quali magari dalle quali noi donne siamo un po' state messe da parte, o forse per una predisposizione, non lo so perché, però sta di fatto che stiamo incentivando anche questo tipo di istruzione, che permetterà sicuramente di avere così più donne anche che rivestono ruoli dirigenziali. E quindi questo, lasciatemelo dire, apro e chiudo la parentesi, una donna che riveste un ruolo dirigenziale, secondo me è un di più, perché tante volte
noi ci troviamo a dover svolgere molte mansioni, molti lavori, molte cose contemporaneamente, a stare con la testa da svariate parti, tenendo però sempre presente quello che ci dice il cuore. E questo, secondo me, fa sempre la differenza. Scusatemi la digressione, è una cosa che è poco tecnica, ma che tuttavia mi sento di dire. L'ultima cosa che vi vorrei dire, e poi chiudo e non vi tedio oltre, è il cambio anche che c'è stato ultimamente, e mi permetto di dire, ringrazio per questo la dottoressa Torelli. Io presiedo la commissione sesta, quindi ciclicamente ho le rendicontazioni delle attività della consigliera di parità, del comitati, allora, finora io ho sempre visto un po' una rendicontazione, nel senso, guarda, io in quest'anno ho fatto questo, vabbè, ciao, arrivederci. Non è più così, nel senso che c'è proprio la necessità, si avverte la necessità di essere più operativi, e in questo devo ringraziare veramente Francesca, perché è proprio sul pezzo, come ci piace dire, insieme anche all'assessore Donazzan, agli uffici che ovviamente della Regione danno sostegno a tutte queste attività. Però io non posso più ascoltare frasi del tipo buongiorno Assessore, ci sarebbe da fare degli interventi anche di natura legale, però non abbiamo le risorse per poter mettere in atto queste azioni. Così non deve essere più. La Regione Veneto c'è, la consigliera di parità ce l'abbiamo e sta lavorando molto, l'assessore è arrivata e la salutiamo, e io saluto voi con la speranza di poterci incontrare al bisogno insieme alla consigliera dottoressa Torelli. Grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo, ma come capite ero dal medico perché ci si ammala e poi bisogna avere anche l'aiuto all'uscita, e quindi mi scuso per il ritardo, contavo di fare prima. Mi spiace di aver perso gli interventi introduttivi, ma sono certa che il contenuto di oggi, soprattutto le relazioni, saranno estremamente utili a tutti. Io attribuisco molta rilevanza a questo rapporto annuale. Peraltro con la consigliera di parità si è voluto imprimere in questa stagione anche alcune significative modifiche. Prima è intervenuta dalla legge, quindi abbiamo aumentato la platea delle aziende che noi abbiamo verificato. La seconda guarderà e osserverà un momento della nostra vita che ci ha segnato tutti, ha segnato anche il mercato del lavoro, cioè quello della pandemia. Quindi questo rapporto è particolarmente rilevante perché fa riferimento a un periodo straordinario. Questo periodo straordinario è stato ritenuto dagli osservatori un acceleratore sociale e quindi diventa anche per noi di particolare interesse osservarlo più da vicino, con la lente sgranata di questo rapporto che restituisce sempre molte informazioni. A che cosa servono queste informazioni? L'avrà detto sicuramente il dottor Romano, con cui condivido ma sei un grande no, non mi sono persa il dottor Romano, straordinario, questa è una giornata che si mette bene. No, scusate la leggerezza, però lo dirà anche il dottor Romano. Allora, noi a partire da queste analisi facciamo le nostre programmazioni comunitarie. Qui oggi ci sono anche i rappresentanti delle parti sociali e della tavolo di concertazione, che è quel luogo insieme alla commissione, per cui saluto e ringrazio la Presidente Scatto che è molto attenta. Noi proponiamo poi, a valle di ragionamenti che non sono figli della emotività, speriamo, ma che debbono essere invece frutto di analisi e di una fotografia del Veneto quanto più precisa per poter poi definire le nostre programmazioni. Che cos'è particolarmente rilevante di questo rapporto rispetto alla programmazione? Che noi ovviamente ci occupiamo principalmente, quindi ecco perché ho chiamato in causa il dottor Romano, della programmazione a valere sui fondi comunitari. Ed è proprio sui fondi comunitari che l'Europa ci chiama alla parità.
ad una parità che non sia solamente formale ma sostanziale, una parità che noi abbiamo tradotto in attività innovative soprattutto e a partire da questa programmazione. Noi nel tempo abbiamo sempre avuto il focus sulla occupazione femminile perché è una fragilità tra i tanti record positivi che abbiamo in Veneto, c'è una fragilità ed è questa. È stata analizzata da più punti di vista, per cui io non banalizzerò con qualche così considerazione troppo semplicistica. È frutto di tante condizioni, di tante questioni, è anche frutto di tanto dinamismo e di tanta flessibilità, se volete, che è tipica della nostra terra. E come la dobbiamo leggere però in positivo, atteso il fatto che oggi il capitale umano è il più prezioso bene esistente non disponibile, che noi dobbiamo aumentare l'occupabilità delle donne. Punto. Cioè, se dovessi fare veramente una semplificazione del ragionamento finale è questo. Ecco, questo rapporto ci ha aiutato nel tempo per programmare bene le nostre azioni a valere sui fondi comunitari. La Comunità Europea ci ha osservato e apprezzato per questo, e quindi lo dirà meglio di me il dottor Romano. E infine sappiate che proprio per dare il senso della priorità, tra le primissime cose di questa nuova programmazione 21-27 noi abbiamo voluto proprio azioni di rete che hanno mosso veramente un bel Veneto, i cui contenuti sono di grandissimo valore. Io ho cercato di partecipare a diverse presentazioni di questi progetti di rete, li ho trovati stimolanti, innovativi, capaci di leggere oltre, e quindi io auspico anche che nei prossimi rapporti, oltre a commentare quello di oggi e ad affrontare il focus che molto bene è stato immaginato dalla dottoressa Torelli sul programma dei lavori di oggi, ecco, ci siano anche gli stimoli per il prossimo futuro. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Praticamente quello che dirò l'ha già anticipato, però quindi non dirò queste cose. Sì, scusate. Allora, intanto buongiorno. Il rapporto gli avevo dato un'occhiata quando Francesca Torelli insomma mi aveva chiesto di partecipare, però poi stamattina sono arrivato abbastanza presto e me lo sono andato a rivedere di più, e quindi intanto voglio fare i complimenti a Francesca e all'ufficio, perché avere circa 4.000 aziende che rispondono a un questionario, scusate, a me sembra un dato molto rilevante, perché non è così scontato. Fra l'altro un questionario comunque che complesso non si fa in 2 minuti, quindi intanto questo lo voglio sottolineare perché mi sembra un dato importante. E poi ovviamente in questo rapporto ognuno coglie di più alcuni aspetti, altri meno, ne voglio richiamare solo alcuni. Uno lo richiamo perché lo diceva prima la Presidente della stessa Commissione Francesca Scatto, che è il tema delle istruzioni, anche perché ovviamente ci riguarda, e questo è un dato molto importante, il fatto che quando una giovane donna studia poi ha più opportunità. Questo vale anche per i maschi, ma vale di più per le donne, sia in termini di occupazione sia in termini di qualità dell'occupazione. Questo credo che sia un dato che ci conferma quanto è importante spingere su queste politiche. Sappiamo, quando parlo di pari opportunità, devo dire, io sono sempre non sono mai contento fino in fondo di quello che facciamo, nonostante in effetti stiamo cercando di fare molte cose, però poi in realtà quando si vanno a vedere i dati comunque resta sempre un po' di amarezza, perché si vede che abbiamo fatto una strada, ma c'è da fare ancora un bel po' di strada, e non parlo ovviamente di Veneto, parlo a livello nazionale sicuramente. E poi andando a vedere il dato, no? Perché poi in queste occasioni si vanno a vedere, c'è più spinta ad andare a vedere quello che fanno anche altri. Effettivamente insomma si vede che c'è una differenza importante con alcuni paesi. Come forse saprete, a livello europeo c'è l'obiettivo 2030 di avere una differenza occupazionale tra uomini e donne non superiore al 5,8%. Questo dato è molto lontano a livello nazionale, anche a livello veneto. In questo momento solo 2 stati del nord Europa l'hanno raggiunto, che sono Islanda e Finlandia, quindi insomma questo per dire quanto lavoro c'è da fare. E una considerazione che volevo fare è quella
da un lato del calo demografico. Il calo demografico ci pone davanti a una situazione molto difficile nel mercato del lavoro. Sostanzialmente adesso sia il dato Veneto ma anche i dati nazionali ultimi danno un dato molto importante, no, in termini di occupazione, e quindi abbiamo da un lato necessità di avere più persone disponibili per il mercato del lavoro. Già adesso abbiamo aziende che vengono in assessorato da noi a Veneto Lavoro a dire che non trovano le persone da occupare, e quindi dobbiamo occupare più persone. Vuol dire che c'è assolutamente la necessità di aumentare l'occupazione femminile, e dall'altro vuol dire anche che dobbiamo riuscire a sostenere per le famiglie per fare più figli. E quindi in questo ovviamente non dico in una goccia nel mare, ma insomma, perché ovviamente qui ci vogliono moltissimi interventi, comunque stiamo facendo delle cose. Credo che l'ha detto anche l'assessore Donazzan prima, la programmazione 21-27 Fondo Sociale Europeo Plus ha raddoppiato le risorse destinate, diciamo, agli equilibri di genere, ma non solo. Abbiamo poi previsto proprio dei nuovi interventi completamente nuovi, diciamo, nella parte, diciamo, più relativa all'ambito sociale, per sostenere proprio la genitorialità. E fra l'altro, insomma, uscirà a breve anche un bando che riguarderà questa tematica, perché ovviamente questo è fondamentale. Devo poi dire, rispetto al fatto della partecipazione delle donne, e anche questo è un dato che emerge nel rapporto, la partecipazione delle donne a, diciamo, interventi di formazione. Qui emerge un dato, adesso non me lo sono segnato, però comunque in cui sicuramente la partecipazione nelle imprese private degli uomini è maggiore rispetto a quella delle donne, sia in termini di quanti uomini fanno formazione rispetto a quante donne fanno formazione, ma anche in termini di ore, giusto? Questo devo dire un po' anche, insomma, con orgoglio, che non è il dato che abbiamo sulle interventi fatti con il Fondo Sociale Europeo. Nella programmazione del 14-20 abbiamo coinvolto un numero, insomma, molto rilevante di persone. Complessivamente circa 400.000 persone sono state coinvolte nei nostri interventi, e di questi la metà, o leggermente di più della metà, sono donne. Questo, insomma, è un dato che credo sia importante. Abbiamo avuto alcuni interventi in particolare in cui c'è stata una presenza femminile maggiore, ad esempio Work Experience e diversi interventi di Goal, quindi insomma segno che, insomma, un po' gli sforzi che stiamo facendo, insomma, in qualche modo stanno dando, insomma, un certo risultato. E poi lo diceva prima l'assessore, diciamo non solo simbolicamente, ma anche perché ovviamente, insomma, è importante in termini di questi temi. Uno dei primissimi bandi della programmazione del turno 27 è stato proprio fatto il bando pari, no, che riguarda appunto questi temi, con 10 milioni di euro. E credo che lavorare appunto in rete, in partenariato, sia ancora più importante. È sempre importante. La regione cerca di spingere, a volte anche con qualche così malcontento, no? Perché magari siamo un po' che tra virgolette lo imponiamo, però è fondamentale su questi temi ancora di più. E voglio sottolineare poi, e poi chiudo, che all'interno dei progetti di pari abbiamo previsto, come ormai facciamo su molti bandi, anche, diciamo, abbiamo dato l'opportunità di fare delle borse di ricerca. Questo lo facciamo da un lato perché, diciamo, uno degli indicatori non particolarmente favorevoli del Veneto rispetto ad altri è quello che abbiamo comunque ancora una percentuale di ricerca sul PIL relativamente basso, o meglio, non è bassa in realtà, ma diciamo che potrebbe essere maggiore. Ma dall'altro perché riteniamo che poi andare a fare comunque anche all'interno dei progetti delle ricerche e gli studi sia importante, perché poi lavorando in rete ovviamente questo ci può aiutare tutto il territorio ad avere anche delle ulteriori linee di sviluppo e di interventi delle politiche regionali in materia. Quindi su questo siamo impegnati, ma insomma anche in collaborazione con la consigliera regionale di parità, che ha collaborato con noi anche nell'ideazione, insomma, del bando, le tematiche del bando. Credo che dovremo lavorare anche insomma, nei prossimi mesi. Grazie. Io
ringrazio l'assessora Donazzan, il dottor Romano, l'avvocato Scatto e aggiungo un particolare ringraziamento all'ufficio di statistica. Ho voluto tenere alla fine perché credo che senza l'ufficio di statistica non saremmo qui, nel senso che il contributo che hanno dato nell'elaborare tutti i dati, che sono tanti e corposi, è stato significativo, e l'hanno fatto, ma lo vedremo poi, in una maniera attenta e sensibile al tema, cioè non così, a volte si pensa allo statista lontano, no? Dai numeri, li analizza, ma non va in profondità e non fa emergere forse quelli che sono gli aspetti più rilevanti del fenomeno, con una sensibilità che non è così comune trovare. Ecco, ci tenevo a dire questo. E poi ringrazio in anticipo la rete delle consigliere provinciali, ne abbiamo 3 presenti in sala, perché questi dati vengono poi distribuiti a livello territoriale, cioè ogni consigliera provinciale avrà ha già modo di vedere i dati relativi alle aziende che sono sul proprio territorio e utilizzarli anche in una serie di convegni. Sono in programma su questi temi, parità retributiva piuttosto che la situazione personale, magari non si chiamano così, però verranno sicuramente trattati nei prossimi mesi in ciascuna provincia, e ci tenevo a farlo, oltre anche al ringraziamento per la partecipazione, ecco, di un esponente della Commissione per le pari opportunità regionali, che darà anche il suo punto di vista. Io a questo punto aprirei i lavori, facciamo il cambio di relatori, di cavalieri, e vi ringrazio ancora. Allora, se potete accomodarvi. Lo so che ho la mia introduzione, ma non mi piace parlare da sola, diciamo così. Sì. Sono già qua. Usare il telecomando, lo fa partire con questi tasti da sinistra e poi a destra. Va bene. Questo te lo lascio. Il tuo telecomando. Sì, è questo. Però per me adesso faccio una piccola introduzione. Ecco, entriamo nel vivo di questa giornata. Questo rapporto che origini ha? Diciamo che già nel 1985 noi abbiamo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che interviene prima con una convenzione e poi con una raccomandazione per invitare tutti i paesi aderenti a iniziare a raccogliere in maniera sistematica una serie di dati, non tanto del mercato del lavoro, quindi disoccupati e occupati, ma di andare ad analizzare in profondità la situazione degli occupati. Questa indicazione aveva già al suo interno, la raccomandazione, scusate, anche la convenzione, una serie di tabelle, richieste particolari e puntuali, in modo da rendere uniforme la raccolta di questo tipo di dato tra tutti i paesi, perché è anche importante poterli comparare, no? I risultati dei vari paesi, mentre se ciascun paese raccoglie dati, fa le statistiche, ma sulla base di modalità differenti o dati differenti, è difficile poi andare a comparare le situazioni. E già nel 1985 dava indicazioni affinché questi dati venissero analizzati in una prospettiva di genere. Questo invito è stato poi raccolto dal nostro legislatore nel 1991, che con la legge 125 appunto introduce l'obbligo per le aziende con più di 200 dipendenti alla presentazione di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. In questi 30 anni
la normativa poi si è evoluta e siamo arrivati all'ultimo cambio che risale a 2 anni fa, 2021, anzi adesso dovrei dire 3 anni fa comunque, con una revisione di quello che è l'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, in vigore dal 2008 nel nostro paese, che ha fatto l'operazione, secondo me molto importante e intelligente, di riunire in un unico documento, appunto il codice, tutte le normative relative alla parità di genere nei diversi settori, tra cui il lavoro. E quindi ogni volta che viene introdotta una modifica, magari una legge, quella la 125, si va ad aggiornare questo codice. Le principali novità, potrei dirvi, in questi 30 anni sono stati sicuramente quello di passare da piattaforme regionali a una piattaforma nazionale, che permette di avere di nuovo un'uniformità su tutto il territorio, di passare dal cartaceo al digitale. Questo sicuramente rende magari all'inizio più difficile per le aziende la compilazione, ma sicuramente aiuta poi chi deve lavorare questi dati. Ma essenzialmente l'estensione, appunto queste sono le 3 novità ultimamente introdotte, della platea delle aziende che sono tenute alla compilazione. Le aziende adesso sono tutte quelle con più di 50 dipendenti, aziende pubbliche, aziende private, e sono stati introdotti degli item che vanno a evidenziare se nell'azienda sono presenti strumenti che facilitino la conciliazione vita-lavoro, e questo poi permette, come vedremo, di fare dei rapporti, vedere se nelle aziende in cui ci sono questi strumenti c'è una maggiore o minore presenza femminile. E anche, quest'altro un aspetto veramente interessante, i criteri, le modalità con cui il personale viene assunto in azienda e le logiche con cui viene poi promosso. Questo di nuovo può permettere a livello statistico di individuare se ci sono delle correlazioni, per esempio fra promozione e strumenti di conciliazione interni all'azienda, o tipologie di modalità di selezione e di valutazione del personale e presenza delle donne ai diversi livelli aziendali, e vedremo che ci sono queste correlazioni, ma lascio questo aspetto al dottor Alberti. Infine c'è un elemento di volontarietà che secondo me è importante, devo dire abbiamo riscontrato anche un certo interesse, ovvero le aziende non tenute alla presentazione del rapporto, quindi quelle con meno di 50 dipendenti, possono però decidere di conferire anche loro i dati, e questo è sicuramente significativo perché sono state molte le aziende che hanno aderito a questo invito, diciamo così, e questo fa capire che non viene sempre solo vissuto come un obbligo normativo, ma che ci può essere un'attenzione al tema. E perché dico questo? Perché anche se è un aspetto su cui si lavora poco, diciamo, oppure viene poco sottolineato, è un obbligo che può portare, se non viene ottemperato, alla revoca di eventuali benefici pubblici di cui l'azienda sta godendo. Ecco, c'è tutto un meccanismo, la consigliera di parità è quella figura che a livello regionale va a identificare qual è l'elenco delle aziende che hanno risposto, quello delle aziende che non hanno risposto, che poi invia all'ispettorato del lavoro, che può attivare una procedura che dura una 60ina di giorni, diciamo, per invitare l'azienda inadempiente a regolarizzare la propria posizione. Se questo non succede, c'è anche l'elemento della sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Non sono cifre insostenibili per grandi realtà, ma comunque è una sanzione che è prevista e che dà, se vogliamo, una maggior forza all'obbligo istituito. Io a questo punto mi fermerei e lascerei la parola ai relatori. Buongiorno a tutti, sono Francesco Alberti, il direttore dell'ufficio di statistica di Regione Veneto. Scusate, sempre il solito problema di microfono, mettiamolo più vicino. Ecco, allora parto
ovviamente facendo un ringraziamento per l'invito alla consigliera Torelli che ci ha voluti qui questa mattina per dare un po' conto, ecco, delle risultanze delle analisi che sono state fatte. Mi sento, lo faccio subito, di ringraziare anche il mio gruppo di lavoro, quello che ha supportato queste cose, in particolare la dottoressa Molina e la dottoressa Mantese, che è qui presente, che hanno dato un contributo determinante alla buona riuscita del prodotto. Bene, siamo alla quinta, come Regione Veneto, quinta rilevazione di questa natura, situazione del personale delle aziende con più di 50 dipendenti. È un po' una novità invece, come è stato sottolineato dalla consigliera, fino all'ultima rilevazione di 2 anni fa, perché è biennale la rilevazione, la si faceva su 100 dipendenti. La differenza non è su aziende con più di 100 dipendenti. La differenza non è irrilevante, perché questo ci permette di avere un campione veramente più significativo quantitativamente. Allora, chi deve rispondere? Non so se siamo già. Sì, allora parto già con il primo sguardo d'insieme. Cosa si evince dall'analisi fatta dei dati? Vi ricordo sempre che questa è un'indagine che si fa biennalmente su una piattaforma messa a disposizione del Ministero del Lavoro, la quale poi viene rilasciata alla consigliera di parità nazionale, che a sua volta rilascia alle consigliere o consiglieri di parità regionali le informazioni. Noi come ufficio di statistica abbiamo dato un contributo nell'elaborare e strutturare queste informazioni. Chi risponde a questa indagine sono tutte le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Ripeto, novità importante per il campione perché aumenta significativamente. Quante aziende in Veneto hanno risposto? L'indagine è stata condotta nel 23, ovviamente le risultanze definitive sono riferite all'anno 21 oppure alla variazione percentuale legata tra l'anno precedente e il 20 su 21. Tenete presente che stiamo parlando di un periodo estremamente particolare, stiamo parlando di pandemia e di tutto quello che ne è conseguito a livello generale. Le aziende che hanno risposto sono state per l'esattezza 3.272. Gli occupati coinvolti quindi sono 631.000. Distribuzione uomini e donne, lo vedremo anche dopo più analiticamente, comunque il 45% sono donne e il 55% uomini. Allora la rilevazione, l'indagine non permette di averlo proprio in maniera strutturata questa informazione, però mi è venuta la curiosità di capire con più precisione cosa significa pubblico e privato, cioè le dimensioni e i volumi del pubblico e privato. Da una stima fatta da noi come ufficio di statistica, indicativamente possiamo dire che per pubblico intendiamo parliamo delle aziende coinvolte, l'11% del paniere, mentre le private rappresentano l'89%. Non è una differenza da non tenere in considerazione, lo vedremo dopo e spiegherò perché quando parleremo di aspetti retributivi. Allora, 2 parole sulle dimensioni di queste aziende. Come vedete i rispondenti maggiori come numero, come quantità sono state le aziende con meno di 100 dipendenti, anche se poi coinvolgono solo il 20,2% degli occupati. Progressivamente più l'azienda diventa grande, ovviamente meno sono quantitativamente, si arriva le aziende con 351 e più dipendenti rappresentano l'8,7% dell'indagine. Cominciamo a analizzare un attimino quali sono i settori che hanno più componente femminile al loro interno. Senza dubbio, di gran lunga la parte del leone la fa l'ambito dell'istruzione, sanità e altri servizi sociali. Il 78% degli occupati sono donne. Anche alberghi e ristorazione hanno una buona percentuale, il 66% di donne. Il commercio 57%.
Allora, noi abbiamo voluto impostare un attimino questa presentazione attraverso una domanda e una risposta. La domanda che vedete adesso è: uomini e donne hanno le stesse opportunità lavorative? Ripeto sempre che le risultanze definitive, questi sono dati che possiamo definire di statistica ufficiale, quindi non è che sono contestabili. Le fonti le vedete sotto, sono elaborazioni nostre su dati dell'ufficio di consigliera di parità e sono sempre citate ovviamente. Vediamo un attimino quindi nell'anno 21 la distribuzione percentuale degli occupati. Come vi dicevo prima, è una distribuzione assoluta, fatto 100, 55 per cento sono uomini, 49 e 45% sono donne. Allora, vediamo un attimino invece la variazione percentuale, come si muove il mercato del lavoro tra il 20, l'annus horribilis, come vogliamo chiamarlo, insomma, e il 21. Di fatto sono in aumento gli uomini del 3,9 e le donne del 4,5. C'è stato un aumento, diciamo, di occupazione tra il 20 e il 21. Sulla dirigenza, e questo è interessante perché ovviamente parliamo di uno spicchio della torta un pochino più piccolo, c'è un grande aumento degli occupati dirigenti donne, a fronte invece di un marginale aumento per quanto riguarda gli uomini. Le assunzioni, questo ovviamente è un paniere molto molto più ampio, sono più o meno divise sulla metà, 52-48. Arriviamo adesso ai dati un po' più complessi. Le promozioni in termini assoluti di carriera nell'anno hanno coinvolto il 67,5% dei maschi a fronte del 32,5% delle donne. Sul tema del tempo determinato, ecco la percentuale di lavoratori che dato il paniere complessivo è a tempo determinato o lavora a tempo determinato, vediamo una prevalenza delle donne. Cosa ne vinciamo? Allora, la domanda che ci eravamo fatti era: ci sono le stesse opportunità lavorative? La sintesi è che aumentano le dirigenti, ma rispetto agli uomini mediamente i contratti, parliamo appunto delle lavoratrici donne, i contratti sono più precari e le chance di fare carriera sono minori. Passiamo adesso a un altro quesito che ci siamo posti. Il lavoro femminile è più mobile? Anno di rilevazione sempre lo stesso, anno 21. Vediamo i dati assoluti sugli occupati in part-time. Vi spaventa l'80.2, no? Vi ricordo, anche a me ha spaventato quando ho visto. Ricordo sempre che stiamo parlando di un campione, seppur molto significativo, che prende in considerazione sostanzialmente il 90% di aziende private e il 10% di aziende pubbliche. E non va non tenuto presente questo aspetto, perché questo è un aspetto determinante. Gli occupati, ecco, tra gli occupati nell'ambito, che è uno dei principali, ristorazione e alberghi, quanti in part-time, qui vedete che sono sempre le donne in maggioranza, però anche gli uomini aumentano progressivamente in relazione al totale degli occupati in part-time che abbiamo visto prima. Siamo andati a analizzare anche le cessazioni del rapporto di lavoro, la percentuale di cessazioni per scadenza di contratto. Insomma 10% di differenza non è poco, sono maggioritarie le donne. La percentuale di occupati che hanno trasformato il contratto da tempo parziale, ecco qui, questi due dati che comincio a leggere adesso vedono i due lati della medaglia. Chi ha trasformato il contratto da tempo parziale a tempo pieno? Un po' più donne, 2,7 in confronto all'1. Chi invece ha trasformato il proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale, sempre in maggioranza, un po' di più le donne. Qui il tema è la mobilità, la
fluidità, diciamo, della gestione del rapporto di lavoro. Quanti sono gli occupati nel complesso in lavoro agile? La cifra è pressoché equivalente, 5 su 5 e 7, insomma direi che. Cosa ne vinciamo allora? Che rispetto ai colleghi uomini è maggiore senza dubbio, la domanda che ci eravamo posti, è più mobile il lavoro femminile? Sì, è più mobile anche perché c'è un maggiore utilizzo del part-time, c'è una maggiore frequenza di cessazioni per scadenza del contratto, c'è una maggiore richiesta di cambiamenti di orario e, seppur di poco, è maggiormente utilizzato il lavoro agile. Allora, io di solito evito sempre di commentare queste informazioni, vorrei darle così poi ognuno si fa le sue osservazioni. Quello che viene da pensare comunque, vedendo questi dati, è che permane ancora un perdurare del modello tradizionale di divisione dei ruoli della famiglia, inevitabilmente, quindi le donne hanno onestamente un'esigenza diversa di usufruire di questo tipo di opportunità. Passiamo adesso alla domanda: quali categorie sono più femminili? Abbiamo diviso per ruoli, partendo sempre anno di riferimento 2021, percentuale di donne per ciascuna categoria. I ruoli sono dall'apicale dirigente, quadri, impiegati, operai, per arrivare al nostro 45% già visto prima all'inizio del totale del paniere femminile. Le donne dirigenti sono il 34%, i quadri il 28%, gli impiegati sono tanti, sono il 57%, le operaie il 36%. Se prendo esclusivamente l'ambito dirigenziale, quindi quel 34%, vorrei farvi vedere qual è la percentuale di femminilizzazione, quindi di dirigenti donne presenti a livello di provincia. Come vedete vi do solo il dato migliore, che è quello di Rovigo, 45,5, e quello peggiore, che è quello di Verona, che è 21,7. Le altre vanno a scalare. Si evince quindi che per quanto riguarda le lavoratrici femminili prevalgono i lavori impiegatizi. I livelli apicali sono ancora una prerogativa maschile. Tra le dirigenti donne ne troviamo molte a Rovigo. Devo dire, ma faccio un piccolo inciso, io posso dire di avere una lunga esperienza anche di gestione delle risorse umane, dove ho operato per tanti anni e ovviamente stiamo parlando di un campione relativo alla Regione Veneto, perché conosco quella, ma la quantità di dirigenti, uomini e donne, 25 anni fa era molto molto diversa, cioè il rapporto uomini-donne sul paniere dei dirigenti. Adesso perlomeno nel pubblico impiego stiamo arrivando abbastanza progressivamente, non si può dire velocemente, ma progressivamente a un riequilibrio. Sono ancora più gli uomini, però decisamente i numeri sono molto diversi da quelli che vedevo 25-30 anni fa. Questo è un inciso che vale poco in quello che stiamo dicendo, perché parliamo di pubblico impiego. Qui ovviamente stiamo trattando l'ambito in gran parte privato. Allora, passiamo adesso, ecco, spero di essere chiaro perché sono le tabelle più complesse. Posso interrompere un attimo per una precisazione di tipo tecnico? Per pubblico impiego una fetta, cioè quelli delle aziende pubbliche, per intenderci le ASL, ecco, mentre non è stato mappato l'ambito degli enti pubblici. Quindi è vero che l'azienda pubblica è comunque più controllata o comunque ha un ruolo
di esempio e risponde alle logiche dell'ente pubblico, quindi quello che noi vediamo nell'azienda pubblica molto probabilmente è anche la fotografia dell'ente pubblico. Da questo punto di vista ci può essere, come dire, una assimilazione, però il dato è dell'azienda pubblica. È rilevante, mi verrebbe quasi da dire che forse Rovigo la percentuale di aziende pubbliche è più alta di quella delle realtà private o importanti realtà private che possano avere la figura del dirigente all'interno, e da qui forse si spiega anche quella best practice che abbiamo visto. Non ti interrompo oltre, ma credo che per la platea questa precisazione, che per noi viene naturale, fosse doverosa. Ecco, tutto qua. No, è senza dubbio utile, Francesca. Allora, la prossima domanda è riferita anche questa a una novità che è stata introdotta in questa ultima indagine del 2023. L'offerta aziendale è la stessa per uomini e donne. Questo è un dato, guardate, adesso li leggeremo, li cercheremo di interpretare, molto interessante, perché ci dà tutta una serie di informazioni in materia di welfare. E non è da poco. Fino a 2 anni fa questo tipo di indagine, di analisi non era presente nel questionario. Vediamo un po' i criteri di selezione del personale, come è stata costruita questa tabellina arancione. Abbiamo preso la percentuale di aziende con una prevalenza di donne, colonna a sinistra, e la percentuale, con prevalenza di uomini, colonna a sinistra, e invece con prevalenza di donne, colonna a destra. Meno 30% donne a sinistra, più 60% donne a destra. Le modalità di selezione sono quelle che vedete con queste informazioni. Si usano di solito il colloquio, direttamente mediante la scuola o l'università, attraverso i social network, attraverso i concorsi. Il dato sui concorsi, come potete capire, secondo me è basso, anche perché ovviamente il campione di cui abbiamo parlato prima è basso, di aziende pubbliche. Nel privato non ci sono concorsi. Diciamo che le aziende con una prevalenza di donne utilizzano in particolar modo la modalità di colloquio e di acquisizione della proposta attraverso social network. Vediamo un po', tabellina verde, criteri per le progressioni di carriera. Anche qui stessa logica, percentuale di aziende con donne dipendenti, prevalenza di uomini a sinistra, prevalenza di donne a destra. Vedete che si usa spesso e volentieri approcci, metodiche, ognuno ha la sua, di valutazione delle performance. In alternativa i titoli acquisiti. Qui i dati, bene o male, abbastanza sono lineari, insomma. Andiamo sulla parte welfare puro, tabella rossa, misure per promuovere conciliazione vita-lavoro. Allora, qui stiamo parlando di numero di dipendenti in aziende che hanno utilizzato e attivato queste misure. Qui parliamo di utilizzatori, quindi di lavoratori, divisi tra maschi e femmine. Come potete vedere, le voci, noi diamo sempre le voci più rilevanti, ovviamente sono molte di più le voci comunque. Sono stati attivati servizi di supporto ai genitori, maggiormente per le donne, 16.1. È stato concesso un trasferimento di sede, sempre maggiormente per le donne, al 17.8. Sono stati erogati contributi per il nido, qui parliamo di richiedenti ovviamente, uomini e donne, sempre un pochino di più per la componente femminile. Flessibilità in entrata e in uscita, bene o male si equivale, insomma. Anche qui, vabbè, abbiamo già detto tante volte, l'azienda è prevalentemente privata. Politiche per un ambiente di lavoro inclusivo. Noi abbiamo preso, guardate, ce ne sono tante anche qui di voci, i 2 dati più significativi. Le aziende hanno attivato o meno degli sportelli di ascolto psicologico? Nel paniere di tutte le aziende analizzate solo il 10,2, mentre nel paniere delle aziende che hanno una percentuale di donne maggiore al 60%
quasi raddoppiano, e non è un dato poco significativo, direi questo. La seconda voce, quella della mensa, vabbè, erano le due comunque più gettonate. Io salterei, sì, commenti, sì, andiamo avanti, esatto, arriviamo, sì, chiudo velocemente, arrivo alle parti un po' più dolenti di tutta la vicenda. Purtroppo sono già state segnalate nelle intro di questa mattina, ma arriviamo anche a questo. Una piccola precisazione tecnica prima di farvi vedere quanto pesano le differenze salariali nelle aziende analizzate. Rispetto alle rilevazioni e alle indagini degli anni precedenti, quest'anno l'informazione è stata rilevata in maniera puntuale sul numero di ore lavorate. Quindi è possibile fare un calcolo sulla retribuzione lorda eliminando l'effetto, che era un problema degli anni precedenti, l'effetto della sottostima dovuta alla questione del part-time. Questo mi dà un dato più pulito e ovviamente il part-time, sapete bene, abbiamo visto, è più usato dalla componente femminile. Allora, ci si chiede per fasce la retribuzione lorda oraria dei dipendenti in euro. Abbiamo diviso sempre dirigente, quadro, impiegato, operaio. Quello che colpisce anche a me, ha colpito onestamente, parlo di dirigenti in questo caso, 80 euro per un uomo a fronte di 52 euro per una donna. Nel privato i contratti sono personalizzati, tra virgolette, quindi è difficile che, mentre nel nostro mondo, diciamo, del pubblico impiego il mio contratto è equivalente a quello della mia collega nella mia stessa condizione, diciamo, di qualifica, di livello, nel privato non è così. Si assottiglia la differenza man mano che scendiamo, insomma 43 a 38 nei quadri, 24 a 18 negli impiegati, 17 a 13 negli operai. In media i maschi prendono 23 euro all'ora e le femmine 17 in media all'ora. Se poi vado a vedere qua, il premio di produttività dei dirigenti, quindi prendiamo la prima categoria che abbiamo visto, quella da 80 e 52, 53, vedo che il premio di produttività è di gran lunga qui onestamente più alto tra la componente maschile nei confronti della componente femminile. Vedete i numeri, 5.600 erotti contro 3.663, quella parte lì, sì. Ne vinco che cosa? Che in qualsiasi provincia le donne sono pagate meno degli uomini, che in genere per qualsiasi tipologia di settore professionale gli uomini guadagnano di più. Qui abbiamo dato un dato generale. Se siete interessati a sviluppare il tema, il volume che è stato proposto, che viene presentato oggi, presenta anche dati provinciali che sono molto più analitici e più puntuali. Concludo dicendo cosa? Che la disparità di trattamenti economici esiste e incide tanto. A parità di categoria, infatti, gli uomini guadagnano mediamente sempre più soldi delle donne e in particolar modo tra i dirigenti il gap è più alto e il premio di produttività del genere femminile è più basso, è meno rilevante. Io mi fermerei qua anche perché non vorrei annoiarvi oltre. Spero che sia stato utile come presentazione. Sapete che se ci fossero domande di approfondimenti ulteriori, il nostro ufficio di statistica è sempre a disposizione. Prego. Le slide le posso fare, sono in disponibilità. Sì, saranno messe a disposizione. Sì. Infatti. Io ringrazio. No. Io ringrazio perché mi permette di fare una precisazione, perché erano quasi 4.000 quelle tenute. Allora siamo intorno ai
Ora non ricordo precisamente il dato, dovrebbe essere sui 3.007, ecco, e allora io ho, come dire, nella memoria fatto questo riferimento 4.000. Diciamo che 3.007, quelle che dovevano presentarlo, questo è il dato che ci ha fornito Veneto Lavoro sulla base delle imprese, 3.006 errotti, però andrebbero aggiunti tutte le aziende pubbliche e questo dato noi ancora non l'abbiamo, ma per quello ho detto quasi 4.000, probabilmente siamo più concreto il dato del 3.008, è quello più vicino alla platea delle aziende che avrebbero dovuto rispondere. Poi ci sono stati, diciamo, i dati sporchi, sono arrivati circa 3.600 risposte, puliti, devo dire di nuovo con l'intervento dei funzionari regionali, puliti questi 3.002. Diciamo che siamo sotto una forbice direi del 10-15% e che ci colloca comunque come una regione che ha risposto. Ecco, questo ci tenevo, mi spiace se prima ho dato questo dato di circa 4.000 è la platea, ecco, va bene, quasi, perché non c'è certezza, devo dire, ma non per una responsabilità regionale, ma perché alcuni dati dovevamo riceverli direttamente dal Ministero. Grazie per la possibilità di Io concludo correggere. dicendo, dal mio punto di vista questo è un dato che diventa comunque significativo, oltre che ufficiale, quindi tutto sommato è anche soddisfacente per l'attività portata avanti. Io chiudo qui, vi ringrazio per l'attenzione e ripeto l'invito, se ci sono approfondimenti che ritenete utili, chiunque può rivolgersi al nostro ufficio di statistica che è sempre ben disposto a dare dove possiamo darlo, dove abbiamo le informazioni, elaborazioni ad hoc. Grazie. Allora adesso do la parola alla dottoressa Rosa Rubino. C'è? Ah, scusate, sì, ecco perché no. Mi suggeriscono che in collegamento da remoto abbiamo la dottoressa Muscatello, che è direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Coordinamento Servizi Nazionale del Lavoro, Direzione Interregionale Lavoro del Nord, perché c'è stata una riorganizzazione, se non sbaglio, di recente che ha messo insieme più aree. Eccomi, grazie per l'invito. La dizione non è esattamente quella riportata dalla dottoressa Torelli, io sono direttore della direzione interregionale del Nord, lo sono diventata da pochi mesi, poco più di 3 mesi, a seguito di una riorganizzazione appunto che ha investito la struttura organizzativa dell'Ispettorato Nazionale, che vede adesso a livello di vertice 5 direzioni centrali, poi 3 direzioni interregionali. Io rappresento appunto la direzione interregionale del Nord e poi quella del centro e del sud. In questa direzione interregionale in realtà sono confluiti l'ex Ispettorato interregionale del Nord-Est, che includeva la regione Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, e l'Ispettorato interregionale del Nord-Ovest, che invece includeva Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Quindi un ambito territoriale estesissimo, con un impegno ovviamente importante. E tornando alla relazione del dottor Alberti, questo conferma che le donne pian piano anche loro cominciano ad affermarsi in incarichi abbastanza importanti, per le pubbliche amministrazioni forse un po' più semplice, per il privato meno, ma passi avanti ritengo siano stati fatti sotto questo punto di vista. Al di là delle direzioni appunto interregionali, vi sono poi le articolazioni territoriali. È stata creata una nuova articolazione che è l'Ispettorato di Area Metropolitana, che per il Veneto è Venezia. Questi ispettorati di area metropolitana diciamo vanno a coincidere più o meno con i capoluoghi di regione. È importante dire questo perché poi l'interlocuzione ai fini delle azioni dirette a garantire parità e contrasto alle discriminazioni avviene con il livello fondamentalmente regionale, che non c'è ma diventa area metropolitana, e il livello territoriale. Chiaramente poi rimangono le sedi territoriali oltre alle aree metropolitane di cui parlavo, molte delle quali sono state accorpate, per cui vi sono ispettorati con doppie sedi, e nel Veneto le doppie sedi sono Padova Rovigo e Treviso Belluno. Ho fatto questa
premessa proprio perché, come sentivo dire prima, è importante che la lotta alle discriminazioni e le azioni per le parità vadano supportate da un apparato, quindi diversi organismi, diversi enti devono colloquiare, bisogna individuare correttamente i referenti per poi intraprendere le azioni giuste. Per quanto riguarda la mission dell'ispettorato, sapete che quella prevalente è la vigilanza, il che significa appunto coordinamento, programmazione, attività ispettiva, ma anche l'attività di promozione, di prevenzione e poi le attività come servizio all'utenza, e tra queste sicuramente è prevalente quella di convalida delle dimissioni, delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Io sono qui in realtà solo per il saluto, per presentarmi, scuso di non essere presente, però capite bene che l'ambito territoriale invece la mia competenza è tale per cui adesso dovrò andare in un'altra sede e lascerò la parola alla dottoressa Rosa Rubino, che esporrà un po' l'andamento di questa attività di convalida, che è un'attività che consente poi di dare un'occhiata a quello che è l'andamento occupazionale e quello che può essere la tenuta occupazionale. Sinteticamente posso comunque dire che la constatazione dei dati che adesso verranno discussi porta a poter sostenere che lavoratrici e lavoratori sono abbastanza consapevoli dei loro diritti, cioè il consenso è sostanzialmente libero, c'è una percentuale veramente bassissima, irrisoria di dimissioni non convalidate, ma con questo non voglio dire che la libertà del consenso equivalga a diciamo condivisione delle motivazioni per cui si fa una certa scelta, quantomeno il consenso è libero, però le motivazioni sottese poi alle dimissioni sappiamo che sono più svariate e sono talvolta talmente importanti e vanno talmente a incidere sulla quotidianità e sulla propria vita che impongono comunque una riflessione. Quindi io torno a ringraziarvi, ho seguito volentieri tutti gli interventi, resto a disposizione e passo la parola appunto alla dottoressa Rosa Rubino. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Moscatello, e di nuovo passiamo la parola alla dottoressa Rubino. Buongiorno a tutti, io riprendo le parole della dottoressa Moscatello, quindi entro direttamente nel vivo dell'esposizione. Come diceva la dottoressa, fra le tante attività che l'ispettorato pone in essere a tutela della situazione occupazionale di lavoratrici e lavoratori e a contrasto delle discriminazioni sul luogo di lavoro, vi è indubbiamente il momento della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. Una parola su cos'è questo istituto. Che cosa si intende? Se va avanti. Vabbè, mentre vado avanti, due parole su che cos'è la convalida. La convalida è, lo dice anche senza diciamo tecnicismi, lo dice anche proprio il senso stesso del linguaggio comune, è un provvedimento che avviene dopo la risoluzione del contratto, del rapporto di lavoro. Ma in che termini si sostanzia? Noi stiamo parlando di risoluzioni e dimissioni nel periodo protetto. È una competenza che spetta esclusivamente all'ispettorato, quindi siamo gli unici, agli uffici territoriali dell'ispettorato, quindi siamo gli unici a poter, l'unico ente a poter effettuare questo tipo di procedura e l'unico ente che viene a conoscenza di determinati dati che solo in quell'occasione emergono. Perché? Perché è diciamo una sorta di procedura aggravata, quella che la legge pone in essere. Fortunatamente, come dico io, rispetto quando mi capita di rapportarmi con l'utenza che non capisce perché devono, oltre a
la solita lettera di dimissioni oppure la procedura veloce su Click Lavoro, devono anche sottoporsi ad un'intervista presso i nostri uffici e devono attendere l'emissione del provvedimento, l'emissione che poi è contestuale al colloquio. Il colloquio dalla pandemia può avvenire anche online, perché insomma i benefici del 2020 diciamo almeno hanno portato ad una informatizzazione di alcune procedure, quindi diciamo si cerca di venire incontro a questi genitori, perché stiamo parlando di genitori con bambini di età inferiore a 3 anni, quindi anche a neomamme che possono non muoversi dalla loro abitazione e riuscire comunque ad eseguire a portare a termine questa procedura. Perché dicevo una procedura aggravata e perché fortunatamente lo è? Perché è l'unica occasione in cui che noi abbiamo, noi come ispettorato, come ente, di venire a contatto direttamente con queste persone e chiedere loro dettagli in merito al rapporto di lavoro, in merito alle motivazioni che hanno portato loro a lasciare un rapporto di lavoro, e soprattutto ci permette di dare loro delle informazioni, perché per quanto le conoscenze vengano diffuse, non sempre vi è una conoscenza capillare su quelle che sono le tutele a sostegno della genitorialità. Fondamentale è sapere che la convalida sospende l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, cioè se una lavoratrice, un lavoratore si dimette ma non esegue questa procedura, il suo rapporto di lavoro continua ad essere in piedi, in forza. Quindi è appunto una condizione sospensiva, quella che applica questa procedura, senza la quale il rapporto di lavoro non è cessato. È importante, e poi dopo andiamo ai dati, perché è importante? Perché ci sono anche delle persone, e qui è importantissimo il ruolo delle consigliere territoriali, ci sono anche delle persone che magari non hanno valutato, non sono a conoscenza delle tutele che la legge offre loro, non sono a conoscenza della possibilità di conciliare vita e lavoro con gli strumenti che in realtà sono a disposizione. Cosa fa l'ufficio? Può sospendere la procedura della convalida, può chiedere l'intervento della consigliera, insieme si può ragionare con l'azienda e verificare se magari ci sono degli istituti ai quali si può fare riferimento, se ci sono state delle incomprensioni, perché talvolta ci sono anche state delle incomprensioni e purtroppo minano il rapporto di lavoro. Ci sono poi invece molti casi in cui purtroppo le incomprensioni sono talmente gravi e non è più possibile ricucire la relazione fra datore di lavoro e lavoratore e lavoratrice. Andiamo avanti. Abbiamo detto, ora stiamo analizzando i dati di queste convalide, di tutto, dimissioni e risoluzioni consensuali, su un biennio particolare. Quindi i dati, ora io a fianco ad Alberti faccio fatica diciamo a fare commenti, però mi limito a quelli che sono i dati comunque che ci sono stati forniti a livello nazionale. Abbiamo registrato un picco notevole di aumento di dimissioni nel 2021. Visto da solo è un dato che quasi spaventa, perché abbiamo avuto circa 10.000 convalide risoluzioni consensuali in più a livello nazionale rispetto al 2020. Questi recessi si concentrano nel nord Italia. Andiamo avanti, come vedete, con una differenza sostanziale, perché vediamo il nord costituisce il totale delle dimissioni e risoluzioni riguarda il nord con un 67%, quindi una percentuale schiacciante. Dato che letto da solo, sì, possiamo aspettare un attimo, questo va bene, no vabbè, dato che letto da solo, diciamo, potrebbe un po' spaventare, lo dobbiamo leggere, abbiamo appena sentito il dottor Alberti, lo dobbiamo leggere anche rapportato ai dati occupazionali del nord, perché altrimenti sembra che al nord ci si dimette e basta, e così non è. Andiamo pure avanti.
Come vi dicevo, il dato di cui vi parlavo riguarda sia le dimissioni, sia le dimissioni volontarie, sia le risoluzioni consensuali che le dimissioni per giusta causa. Ora, io ho fatto riferimento breve, e farò qualche accenno, sia al 2019 che al 2022, proprio per far capire quanto sia stato particolare questo biennio 2021. Cioè, i dati, se non li leggiamo in un arco più ampio, e per fortuna ora abbiamo la possibilità di farlo, ci portano a fare dei commenti non corretti. Sicuramente ciò che è costante in tutto questo periodo è la percentuale quasi assoluta delle dimissioni volontarie. Quindi si arriva a risolvere il rapporto di lavoro perché si decide, appunto, per vari motivi, come vedremo, di dimettersi. Le dimissioni per giusta causa stanno progressivamente, anche nel 2021, ma anche così per il 2022, stanno progressivamente diminuendo, anche se più o meno si assestano su questa percentuale del 2%. Le risoluzioni consensuali hanno un trend in crescita. Per giusta causa, ovviamente parliamo delle ipotesi in cui o ci sono state dei comportamenti talmente gravi da parte del datore di lavoro che non permettono la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma la maggior parte delle volte per problemi di natura, economica. Andiamo pure avanti. Quindi motivo di questa particolarità: il 2020 sappiamo che anno è stato, e poi più che altro lo Stato ha messo a disposizione degli strumenti che hanno permesso di non recedere dal rapporto di lavoro. Ricordiamoci la cassa integrazione Covid, ricordiamoci l'aumento del congedo parentale anche in termini economici, ricordiamoci lo smart working. Finiti gli strumenti, andiamo avanti, ritorniamo ai dati precedenti. Anche in questa slide vedete l'aumento rispetto al 2020, fra altre cose con una percentuale altissima in Veneto del 34 addirittura rispetto al 2023 a livello nazionale. Andiamo pure avanti. Se vediamo appunto velocemente un raffronto sui 3 anni, 19, 20, 21, vediamo che la diversità non è data dal 2021 ma dal 2020, in cui c'è un picco in caduta. I dati del 2021 si ritornano essenzialmente a quelli del 2019. Ricordiamo che il Veneto è la seconda regione in Italia col maggior numero di convalide. Andiamo avanti, ma sempre per il discorso di qui sopra. In questo caso qui c'è un refuso per il 2019, sono 5.000, lo vediamo divisi per maschi e femmine. Comunque la percentuale, la differenza di recessi fra maschi e femmine, stiamo sempre parlando di lavoratori e lavoratrici nei primi 3 anni di vita del bambino, vedete che la diversità è sostanziale. Il 60% dei recessi resta delle donne. Andiamo avanti, anche oltre questa, una ancora oltre. Ecco, se mettiamo in correlazione il numero dei recessi delle persone con figli inferiori a 3 anni rispetto al totale delle dimissioni delle persone con e senza figli, i dati cambiano radicalmente. Vediamo come si dimettono quando ci sono bambini piccoli prevalentemente le femmine. Invece, se pensiamo a quelli con e senza figli, se facciamo questo raffronto, il dato cambia radicalmente. Parlavamo prima di questa appunto dinamicità del mercato del lavoro, a cui però pare che accedano maggiormente gli uomini che le donne. Questo dato, questo differenziale di genere, e poi ritorniamo alla slide di prima, questo differenziale di genere ci permette di vedere quanto è alto o meno il rapporto tra dimissioni e risoluzioni consensuali di uomini e donne. Qui questa figura vi permette di vedere sul livello nazionale.
quanto più basso è il numero, quanto meno evidente è il divario di genere. Come si colloca il Veneto? Non è fra le regioni, diciamo, con un divario più basso, però sicuramente ha 11 regioni che lo superano, quindi diciamo non siamo messi così malissimo. Andiamo avanti ancora. Questa la possiamo saltare perché facciamo l'identikit, giusto per arrivare alle conclusioni. Qual è l'identikit della persona con figli inferiori a 3 anni che si dimette maggiormente? Cioè quella, diciamo, la persona più toccata dalla necessità o volontà di dimettersi. È donna, è cittadina italiana, ha un'età compresa fra i 34 e i 44 anni, e qui dovremo fare anche degli altri discorsi sul periodo di nascita del figlio. Ha un'anzianità di servizio bassa, anche perché è collegata diciamo, al momento in cui è anagrafico, ed è prevalentemente occupata nel settore terziario. Come abbiamo visto, l'occupazione femminile è prevalentemente in quel settore. Andiamo pure avanti. La percentuale maggiore dei recessi avviene dopo il primo figlio, e il recesso, questo è un dato importante, avviene prevalentemente entro il primo anno di vita del bambino. Perché? Perché la risoluzione del rapporto di lavoro entro il primo anno di vita del bambino permette di accedere alla NASPI. Quindi tutto quel calo di dimissioni e risoluzioni del 2020 dovuto a quegli strumenti che venivano offerti, diciamo, viene recuperato, fra virgolette, attraverso quest'unico sostegno che resta. Questo ci deve far pensare molto. Lascio il lavoro perché almeno prendo la NASPI, non pago la babysitter, non pago l'asilo e cerco di andare avanti con quello, poi si vedrà. Questo è il ragionamento che viene fatto. Ancora andiamo avanti, che siamo in conclusione. Le motivazioni. Il recesso dovrebbe essere, appunto, noi cerchiamo di assicurarci che il recesso sia libero, spontaneo. Libero deve intendersi anche quando è voluto, nel senso deciso. Non sempre è libero, nel senso ci si arriva a doversi dimettere, perché quando poi andiamo a chiedere alle lavoratrici prevalentemente qual è il motivo per cui si dimettono, o appunto prevalentemente si dimettono, appunto perché abbiamo visto che la percentuale più alta è quella, ci parlano di difficoltà di conciliare vita e lavoro. La maggior parte degli uomini che vengono a convalidare delle dimissioni lo fanno perché passano in un'altra azienda, e anche questo, diciamo, è andiamo avanti, vediamo se ce n'è ancora un'altra. A volte possiamo anche, penso che sia l'ultima, le dimissioni, come vi dicevo, possono anche non essere convalidate. Il dato, anche in questo caso, il dato delle dimissioni non convalidate in Veneto, 10 su 34, che è un dato comunque irrisorio rispetto al numero, diciamo, che abbiamo visto, però comunque è il dato più alto assoluto a livello nazionale. Comunque in 10 casi si è ritenuto che non si poteva procedere alla convalida, non sussistevano le condizioni per farlo, quindi o non c'era un'assoluta consapevolezza di quello che si stava facendo, o peggio ancora vi erano delle condizioni per le quali non era possibile farlo. In questo dato non c'è tutto il rapporto e il lavoro svolto fra uffici e consigliera di parità, in cui non si convalida ma si riporta indietro. E io penso che questa sia l'ultima, andiamo pure avanti. Le nostre informazioni comunque le trovate sul sito, tutte le informazioni anche a livello nazionale, compresa la relazione del 2022 che è qui presente. Grazie. Vedo una mano alzata, se è brevissimo, perché sennò c'è... Sì, è il testo unico sulla paternità e la maternità. Bene, io rubo un secondo all'avvocato Ferrari
per due osservazioni, perché non vorrei rimandarle troppo avanti, visto che sono stati dati appena citati, scusate. E per come leggo io il dato, il primo è la differenza retributiva. Abbiamo visto che la dirigente donna prende 52 euro media all'ora, l'uomo ne prende 80. Significa che l'uomo prende il 60% in più della donna, perché se prendo 82 euro meno 50 in assoluto, in termini assoluti, vuol dire 32 euro in più, scusate, 28 euro in più, perché 52 la donna e 80 il dirigente, sono 28 euro in più, che sono la metà dei 52 della donna. Quindi l'uomo ha più del 50%. Vederli così in assoluto uno dice, guadagna 32 euro in più. Va bene, ma sono il 50% in più di quello che guadagna la donna. E la stessa diversità la ritrovo, anche se in termini minori, sul dato dell'operaio, le donne 13 euro, gli uomini 17, questi 4 di differenza che uno dice, ma sono solo 4, i dirigenti ne hanno ben 28, sì, ma sono 4 su 13, che passatemi il termine, sono anche la vita essenziale, perché io posso rinunciare a 28 euro all'ora se ne guadagno 52, ma 4 in meno su 13 vuol dire che l'operaio, cioè che la donna guadagna il 33% in meno. Quindi quei dati che abbiamo voluto dare, e io sono contenta che finalmente si dia il dato orario e la paga oraria, così non abbiamo più mai part-time, eccetera. Il dato orario è perfetto, però dopo dobbiamo fare lo sforzo di non guardare in termini assoluti ma relativi. Quindi 4 euro su 13 è il 33%, 28 su 52 è il 50%. Si assottiglia anche in termini percentuali la fascia intermedia. Ecco, però quelle due sono preoccupanti, in particolar modo direi proprio per la parte bassa, cioè scusate, la parte insomma, che già guadagna poco, guadagnare ancora meno diventa un problema. Questo da un lato. Dall'altro io guardo sempre, quando analizzo i dati, il campione diciamo generale, no? Dimissioni. Mi è piaciuto questo, vedere che le dimissioni generali, cioè se uno guarda tutti coloro che si dimettono, abbiamo 45% sono donne, più o meno 44%, 56% sono uomini. E abbiamo visto dal nostro rapporto che la popolazione si distribuisce in 45% è fatta da personale femminile, 55% dal maschile. Quindi se si dimettono con la stessa proporzione, uno potrebbe dire non c'è un elemento di genere che porta alle dimissioni, no? Ecco. Perché? Perché è uguale al campione, alla popolazione di partenza. Mentre invece si va a vedere nei primi 3 anni di vita del bambino, che posso presupporre età, appunto, diciamo, sì, è alta per fare figli 34-44, però comunque è una fase, diciamo, all'inizio della carriera, anche perché nel mondo del lavoro ci si arriva tardi. Ecco, allora, tendenzialmente all'inizio della carriera non siamo così diciamo predisposti a lasciare subito qualcosa che abbiamo appena guadagnato, no? Sono entrata nel mercato del lavoro a 30 anni e dopo 3 anni o 4 anni lo lascio, non è proprio naturale, ed è infatti abbiamo che in questo campione il 60% è dato da donne, quando solo il 45% della popolazione femminile cioè scusate, che della popolazione fra chi lavora è donna. Ecco questa disparità che mette molto in evidenza come l'elemento figli non aiuti. Il lavoro futuro, anche Veneto Lavoro si interessava di questa cosa, era riuscire a seguire i percorsi delle donne che si dimettono, perché oggi ancora non c'è una tracciatura, sarebbe possibile farlo ma non si fa. L'uomo che si dimette trova subito lavoro o ritrova lavoro, lo fa perché ha trovato un altro lavoro. La donna che si dimette non è sempre in queste condizioni, e io ho chiesto anche a un recente convegno proprio che analizzavano questa tipologia di dati per i centri per l'impiego, di lavorare sull'allertare le donne
che essere disoccupate di ritorno è peggio che essere inoccupate all'inizio, si fa più fatica, no? Ecco. Lascio la parola. Grazie, un ringraziamento alla dottoressa Torelli. Ecco, prima della mia presentazione volevo aggiungere un'altra cosa. Per rendere ancora più chiare le percentuali di disparità retributive, si può anche dire figurativamente che una donna su 12 mesi viene pagata solo per 6 mesi oppure viene pagata per 8 mesi. Ecco, questo rende ancora più chiara la disparità retributiva. Buongiorno a tutte e a tutti, anche a chi ci segue da remoto. Io sono Nicoletta Ferrari e sono la vicepresidente vicaria della Commissione regionale della Regione Veneto delle pari opportunità. Ringrazio per l'invito a questo tavolo sia la consigliera di parità che la Regione che ci ospita. Vi porto naturalmente i saluti della nostra Presidente che era impossibilitata a presenziare. E non so a voi, ma a me tutti questi numeri, queste percentuali messe nero su bianco mi hanno gettato nel più profondo sconforto. Noi tutti ci occupiamo tantissimo di pari opportunità e vederci schiaffato in faccia questa realtà fa un po' male. Sono qui quindi per fare una relazione un po' meno drastica e un po' più politica, un pochino anche più leggera, per concludere il primo giro di tavolo. Sono grata di essere qui perché, e se me lo consentite, vorrei fare un brevissimo inciso su cos'è la Commissione delle pari opportunità regionali, perché anche parlando in pubblico mi rendo conto che spesso veniamo confuse anche con le consigliere di parità. Sono due cose diverse. La consigliera di parità ha un ambito, lavora, ha un ruolo tecnico e la commissione di pari opportunità ha un ambito più politico. La commissione viene istituita qui in Veneto nel 1987 ed è la propagine territoriale di quello che oggi è il Dipartimento per le pari opportunità, che è incardinato nella Presidenza del Consiglio. Non ha un'autonomia propria, è un organo consultivo della Giunta regionale e afferisce all'assessorato dell'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità. Perché vengono istituite le commissioni pari opportunità? Peraltro vengono istituite a livello nazionale nello stesso momento in cui vengono istituite presso il Ministero del Lavoro le consigliere di parità. Vengono istituite con una visione che 30 anni fa era futuristica. Quale? Una visione che però oggi è sdoganata, grazie molto alle politiche europee, ovvero che la parità di genere non sia solo un argomento di studio, ma che sia un approccio trasversale. Adesso si parla di mainstreaming, un approccio trasversale per uno sviluppo sociale, politico ed economico. Infatti ad oggi la parità di genere è uno dei pilastri fondamentali del PNRR. Con questa sua specificità anche in Veneto, quindi la nostra commissione si è occupata di formazione, di medicina di genere, di sport e da ultimo ha anche esercitato una formazione di controllo sulla partecipazione femminile, sulle nomine femminili nelle società partecipate, e così ci mettiamo in relazione con tutti gli interlocutori che troviamo. Oltre a questo svolgiamo poi un'azione di appoggio con iniziative sulle pari opportunità che vengono svolte a livello territoriale. Siamo 16 componenti, alcune delle quali sono qui e le ringrazio. Siamo rappresentative delle forze sociali, delle forze economiche. Quindi siamo una platea di professionalità eterogenee, ma allo stesso tempo molto complete. Ecco.
E con quest'ottica politica che ci contraddistingue, quindi mi accingo a fare alcune considerazioni. La prima, dalla relazione biennale emerge un tasso di occupazione femminile al 2022 al 59,8%. Devo subito dire che questi dati sono inferiori di circa 3 punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione Istat, che è quella del terzo trimestre, che porta un'occupazione per il Veneto al 62,91%. Emerge quindi chiaramente, si può dire, che, come diceva l'assessore, il Veneto abbia un problema o una fragilità, come diceva l'assessora Del Nozzan, di sottorappresentazione del mondo femminile nel mondo del lavoro. E questo anche se ci poniamo un 10% in più rispetto al tasso di occupazione nazionale, l'ultimo dato è il 52,91, e se anche abbiamo raggiunto pienamente quell'obiettivo che la strategia di Lisbona fissava per il 2010, che era pari al 60%. Questa fragilità non ci deve lasciare indifferenti nonostante i buoni dati. Perché? Perché abbiamo visto dai tutti i dati del professor Alberti che il lavoro delle donne è un lavoro segregato, diciamo, non segregato perché schiavizzato, ma in settori ben specifici, quali sono quelli dei servizi, dell'istruzione, del commercio, del terziario, che abbiamo visto con l'ultima pandemia sono molto a rischio. È un lavoro precario, è un lavoro part-time, il 20% volontario, è un lavoro meno retribuito. Cosa vuol dire in soldoni questo? Che è un lavoro che alla bisogna è sacrificabile, perché all'interno di un discorso economico familiare è quello meno redditizio. Perché un 37% di disoccupazione femminile sia un problema è presto detto, mi faceva riferimento anche il presidente Zaia. La disoccupazione femminile è legata ad un problema di denatalità. In Veneto siamo intorno all'1,27, intorno come la media nazionale, che è un dato che dovrebbe preoccupare alquanto. Porta ad una subordinazione economica, e questo è l'anticamera, può essere l'anticamera di una violenza, mi suggeriscono, è anticamera di una violenza economica e verbale, e in molti casi anche fisica. Quindi quando parliamo di occupazione noi parliamo a livello di parità, di pari opportunità, di parità di genere, tutto questo. Quindi disoccupazione, denatalità, violenza, sono tutti temi che viaggiano assieme, e affrontare uno affronta anche tutti gli altri. A livello macroeconomico poi non dobbiamo neanche parlare della ricaduta a livello contributivo. Con questi tassi di occupazione, lo dico in tutti i settori, io sono nell'avvocatura, anche nella nostra cassa il livello previdenziale non è più sostenibile. Da qui la necessità di un rapido intervento e di un piano strategico serio, concreto, che aumenti queste percentuali. Concretamente, sì, ci sto. Concretamente che cosa può essere fatto? A mio avviso si potrebbe adottare una metodologia che molto semplicemente può essere mutuata dalla certificazione di genere. È un tema che verrà affrontato più tardi nella mattinata. Perché? Perché la relazione biennale può darci la fotografia dello stato dell'arte, mentre diciamo, le strategie europee o i dati degli altri paesi europei, i loro benchmark di riferimenti, potrebbero essere veramente gli obiettivi a cui puntare. Un 75% di occupazione femminile, per esempio, dove c'è nei paesi del nord.
Occorrono quindi delle politiche regionali mirate, sempre nell'ambito delle competenze regionali, non possiamo prescinderne, delle politiche che facciano sì che le aziende garantiscano un accesso del lavoro paritario, che adesso non è, una progressione di lavoro paritario, che adesso non c'è, un'equità remunerativa e soprattutto un ambiente di lavoro in cui il mondo femminile si senta al sicuro. A questo deve tendere la politica regionale. Va da dire che la Regione Veneto ha messo in campo tantissime risorse. Basti pensare ai fondi su progetti della precedente consigliatura, basta pensare ai fondi raddoppiati ai progetti pari di cui faceva riferimento l'assessora Donazzan. E non bisogna nemmeno dimenticare la legge regionale sulla parità salariale, che è molto importante. Perché? Perché consente nel nostro Veneto di premiare quelle aziende che facciano della trasparenza un proprio obiettivo. Trasparenza su cosa? Sull'occupazione femminile, quindi sui dati relativi alla maternità, sui dati relativi alla formazione, sui dati relativi all'assunzione, le progressioni di carriera, la trasparenza retributiva. Ecco, premialità per queste aziende che vengono definite virtuose e per cui sarà previsto addirittura la possibilità di iscriversi in un registro regionale. Mi accingo alla conclusione per dire dobbiamo fare attenzione e dobbiamo premiare queste imprese virtuose. In che senso? La Regione, giusto, fa politiche cala politiche dall'alto, ma dovrebbe in questo piano ipotetico, piano strategico, coinvolgere anche i territori, soprattutto le entità produttive, che possono essere poi quei microcosmi possibili creatori di cambiamento e quindi di maggior occupazione femminile. Potrebbe essere utile considerare quanto già fatto per esempio in Lombardia, in Emilia Romagna, in Puglia e mi pare adesso anche in Sicilia, mettere dei fondi a carico del PSE che si affianchino a quelli nazionali per affiancare le aziende per ottenere la certificazione di genere, affiancare fornendo del personale di assistenza o fornendo addirittura o pagando, dando i fondi per il percorso di certificazione, ma si potrebbe anche pensare, come si fa a livello nazionale, a prevedere della premialità legata ai bandi, alla possibilità dei bandi, alla possibilità di usufruire dei fondi europei. Ecco, tutti strumenti che permettono di attivare con importanti ricadute il territorio, i singoli territori. Ecco, e quindi mettere in moto il cambiamento non solo dall'alto, ma capillarmente dal basso. Ovviamente noi come Commissione Pari Opportunità, con la professionalità e la rappresentatività delle sue componenti, è a piena disposizione per iniziare insieme, ovviamente insieme alla rete delle consigliere di parità, perché non è un lavoro che possa essere fatto da soli, rete di consigliere, le direzioni qui presenti, tutti gli organi regionali, ecco, è a piena disposizione per collaborare, per mettere a terra questo piano strategico. Questo consentirebbe veramente un grande cambiamento e potrebbe far sì che il Veneto diventi un vero e proprio esempio di crescita sostenibile. Per cui secondo me si ravvedono tutte le potenzialità. Ecco, con questo io concludo, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al coffee break. Grazie mille.
Mi è stata rubata la battuta preferita Oh, nei mamma mia, convegni, quella cancelliamo. in cui si introduce il coffee break. Allora sono le 11:40, sono le 11:40 e sono già le 11:40. Ecco, no, non togliamo il coffee tap, facciamo che iniziamo a mezzogiorno, ma iniziamo a mezzogiorno, cioè a mezzogiorno si inizia a parlare. Per rispetto dei relatori vorrei vedervi in aula, grazie mille.
sì, io inviterei i relatori a sedersi e a chi è ancora fuori a rientrare. Allora, con i tempi ci siamo, diciamo che ci siamo quasi, nel senso che le mie conclusioni saranno per le 13:30, anche se saranno brevi, visti tutti gli spunti dati, e ci tenevamo però a fare una pausa contenuta per lasciare spazio al momento delle domande. Vedo, quando possibile abbiamo cercato di rispondere già durante le presentazioni, ma non mi dispiaceva lasciare uno spazio apposito. Ecco, io prima di lasciare la parola al professor Peruzzi anticipo che è stato definito il testo di una convenzione che vede la collaborazione diciamo, e anche il supporto all'ufficio della consigliera di parità da parte dell'Università di Verona per il futuro, per un'analisi diciamo puntuale con altri dati al di là di quelli che abbiamo già nel rapporto e che sono corposi, con un affondo e un focus sul gender pay gap. Di questa collaborazione che mi è stata proposta proprio dall'università io ringrazio, perché non è sempre facile avere appunto un supporto tecnico che poi sarà giuridico, economico, sociologico, abbastanza direi ricco con l'università, e quindi confido che la prossima presentazione di rapporto o in un intermedio ci possa essere un evento dedicato a questo tema. Lascio la parola al professor Peruzzi. Sì, perfetto. Sì, faccio io. Va bene, tanto dovrebbero partire. Intanto buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio Francesca Torelli per questo graditissimo invito, che è appunto un primo step di una collaborazione che inizia e che proseguirà poi con ulteriore analisi. Una collaborazione con l'Università di Verona. Oggi siamo in 2 esponenti dell'Università di Verona, io ed Eleonora, che appunto presenterà dopo di me l'approccio economico. Gender pay gap, un approccio giuridico. Io partirei da un dato, cioè nel nostro ordinamento, noi lo sappiamo, le retribuzioni di base sono fissate dai contratti collettivi nazionali di settore senza distinzione tra uomini e donne. Noi lo consideriamo un dato ovvio, non lo era negli anni 60 se pensiamo che è del 1960 l'accordo interconfederale volto a superare una distinzione delle griglie salariali per genere. Certo, basta questo per evitare il gender pay gap? L'abbiamo visto dai dati, assolutamente no. Il ragionamento deve però partire da una distinzione tra la componente fissa e la componente variabile della retribuzione. Se parliamo di componente fissa della retribuzione, dobbiamo peraltro tenere in considerazione 2 diversi scenari. Il primo, un uomo e una donna che svolgono la medesima mansione, ma anche un secondo, un uomo e una donna che svolgono mansioni diverse ma di pari valore. Il principio di parità retributiva deve trovare applicazione in entrambe le ipotesi, e chiaramente la seconda offre uno scenario molto più complesso. Il primo scenario chiaramente vede un uomo e una donna che svolgono la medesima mansione, dal contratto collettivo di settore avranno la stessa retribuzione base. Se parliamo di componente fissa della retribuzione, a quel punto il gender pay gap si anniderà dove? Nei super minimi negoziati individualmente, senza magari criteri di trasparenza o senza magari criteri che consentano un controllo da parte degli altri lavoratori o dello stesso lavoratore o da parte del sindacato. Peraltro un argomento tradizionale offerto dalla psicologia del lavoro è quello che evidenzia una minor propensione delle donne alla negoziazione individuale, un argomento che andrebbe in qualche modo anche a incidere su questo profilo. Ma il secondo scenario, quello più complesso di cui vi ho parlato, è quello di un uomo e una donna che svolgono mansioni diverse ma di pari valore, ed è uno scenario molto importante perché
è lo scenario che in qualche modo incide sulla applicabilità del principio di parità retributiva nei contesti connotati da una segregazione orizzontale di genere, ossia all'interno di un determinato settore produttivo alcune mansioni sono assegnate prevalentemente alle donne, quindi si parla di job female dominated, e fatalità le competenze previste diciamo per queste mansioni sono sottovalutate, e questo si traduce poi in una retribuzione inferiore prevista già a livello di inquadramento per quelle tipologie di mansioni. Ecco, l'attualità del tema della segregazione orizzontale è lo si coglie anche solo andando a guardare, a leggere alcune griglie di classificazione che persistono nella contrattazione collettiva. Non si sa perché, se andiamo a leggere i profili professionali, la cameriera ai piani è una donna, il cameriere ai vini è un uomo, come se alcune mansioni fossero necessariamente femminili e altre maschili, e però fatalità in questa suddivisione poi se andiamo a guardare quelle tipicamente femminili, anzi già declinate al femminile, solo al femminile all'interno della classificazione, sono quelle con una retribuzione più bassa. Ma come facciamo a parlare, a concretizzare, a tradurre in termini applicativi e operativi il concetto di lavoro di pari valore? Perché è un concetto che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha utilizzato già dagli anni 50, a livello di Unione Europea è assolutamente in circolo già dagli anni 70, è un concetto che la Corte di Giustizia a livello di Unione Europea ha ampiamente utilizzato, analizzato, elaborato, ma la sua applicazione, la sua applicabilità è assolutamente complessa e complicata e delicata, e non a caso, come vedremo fra poco, il tema è assolutamente al centro della nuova direttiva europea sulla retribuzione, sulla trasparenza retributiva. Come individuo il termine di paragone? Come misuro il valore del lavoro senza incappare in valutazioni stereotipate? Prima però di arrivare a questo profilo passerei ad una analisi di quelli che sono gli elementi che incidono sul gender pay gap a livello di componente variabile della retribuzione. E in questo caso importanti sono i criteri di attribuzione dei premi di produttività. In molti casi lo stesso sindacato negozia criteri quali la presenza in servizio. E la presenza in servizio è un tipico criterio indirettamente discriminatorio. Perché? Perché incide determinando un particolare svantaggio a detrimento delle donne, a causa di quello che è il gender time gap, che è collegato a che cosa? A quella che più volte stamattina è stata individuata come la vera prima radice del problema, ossia l'asimmetria nella distribuzione dei carichi di cura tra uomini e donne. Peraltro, mi viene da dire, il criterio della presenza in servizio come criterio per valutare la produttività, la performance di un lavoro, quindi un criterio che fa riferimento, diciamo, ad una misurazione quantitativa cronometrica del tempo di lavoro, è un criterio alquanto anacronistico, visto che oggi parliamo di lavoro agile, parliamo di lavoro subordinato organizzato per obiettivi, per fasi di lavoro. Parliamo appunto anche di quindi una valutazione della performance e dell'adempimento non più soltanto legato, non tanto legata al numero di ore lavorate quanto agli obiettivi raggiunti e ai carichi di lavoro. Sul punto vorrei lanciare due flash. Il primo è quello registrato dall'Osservatorio sullo Smart Working, pubblicato l'altro giorno dal Politecnico di Milano, in cui si evidenzia come il lavoratore veramente smart, cioè quello che ha un'organizzazione del tempo per obiettivi, è quello con livelli di benessere superiori, e però il più esposto anche ai rischi di overworking, perché il problema non è tanto l'organizzazione per obiettivi, è poi un'organizzazione per obiettivi con carichi di lavoro adeguati. E oggi ragionare di carichi di lavoro adeguati è estremamente importante, soprattutto in un contesto di gestione algoritmica del lavoro, come ci testimonia anche questo accordo che la CGIL ha sottoscritto con la filiera Amazon a fine novembre, dove appunto si ragiona di carichi di lavoro dettati dall'algoritmo e la loro adeguatezza. Qualche anno fa ho partecipato a un progetto europeo
Ricordo che vabbè, è morto, è proprio, va bene, è svenuto il microfono al concetto di progetto europeo. Ho partecipato a un progetto europeo, è stato interessante raccogliere le testimonianze di alcune imprese che proponevano come buona prassi di genere il fatto di offrire solo alle lavoratrici come vantaggio la possibilità di scambiare il premio di produttività con l'accesso allo smart working. Solo alle lavoratrici non ti pago il premio di produttività, ti consento di lavorare da casa. Ora, intuite già il paradosso di questo tipo di ragionamento. Mi viene da dire che poi la pandemia ci ha portato a superare probabilmente questo tipo di prassi, perché si è previsto a livello legislativo il diritto di entrambi i genitori con figlio under 14 al lavoro smart, e peraltro ancora oggi oggetto di proroga, perché c'è stato il decreto anticipi che ha spostato poi il termine a fine marzo di quest'anno, per cui chiaramente questa prassi è stata superata. Però capite da dove veniamo, e tutto questo non fa altro che consolidare e cristallizzare il circolo vizioso del gender pay gap, che è un circolo che muove da quella che è la radice del problema, cioè la simmetria nella distribuzione dei carichi di cura familiari, si avvita in questa interazione tra il differenziale del tempo diciamo, dal differenziale nella disponibilità al tempo di lavoro tra uomini e donne, soprattutto nel momento in cui la produttività è valutata come presenza al lavoro. È già stato detto anche prima dall'avvocata Ferrari, all'interno di un contesto familiare si guarda il budget e chi prende meno è quello sacrificabile o quello che poi fruirà dei congedi parentali. Adesso chiaramente c'è stato anche un incentivo, perché abbiamo l'80% della retribuzione per un mese, addirittura 2 per il 2024, però stiamo sempre parlando di una percentuale di una retribuzione che, se è più bassa, diventa quella, diciamo, sacrificabile. E tutto questo non fa altro di fare che cosa? Cristallizzare l'impari distribuzione dei carichi di cura. Come risponde la direttiva nuova 970 del 2023, che anche noi italiani dovremmo implementare entro il 7 giugno 2026, come risponde questa direttiva alla questione della scarsa effettività del principio di parità retributiva di genere? Risponde andando a colpire due delle cause fondamentali del problema, già individuate dalla Commissione europea in un'interessante relazione, una relazione del 2013 che andava a guardare l'implementazione in Europa della direttiva in materia di parità di genere, che è la direttiva numero 54 del 2006. Tra l'altro è una relazione su cui tornerò a breve, perché è molto interessante anche sul discorso del lavoro di pari valore. E i due problemi che la Commissione europea già individuava in quella sede e che oggi sono target di questa direttiva sono la mancanza di trasparenza e la mancanza di chiarezza sul concetto di lavoro di pari valore. La direttiva interviene su entrambi i profili, non solo, li lega a doppio nodo. Come vedremo, la riflessione sul concetto di lavoro di pari valore è prodromica all'applicazione delle misure in materia di trasparenza, sia per quanto attiene i diritti individuali di trasparenza del lavoratore, sia per quanto attiene l'operatività di un interessante strumento che è la valutazione congiunta tra datore e rappresentanti dei lavoratori sui differenziali sentinella che il reporting evidenzia. Rispetto alla mancanza di trasparenza andrei ad evidenziare alcuni aspetti che ci richiederanno come ordinamento italiano un nuovo intervento legislativo sul punto, nonostante il recente e importante intervento in materia della legge Gribaudo del 2021. Perché nella direttiva per la prima volta si prevede un obbligo di reporting a livello europeo, si prevede per la prima volta, perché a livello italiano noi ce l'abbiamo già dal 91, come ha detto anche prima Francesca, per tutti i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti viene chiaramente lasciata la possibilità agli Stati membri di estendere anche ai datori con meno dipendenti questo tipo di obbligo. È interessante perché da un lato questo reporting si concentra esclusivamente sugli elementi retributivi, noi invece abbiamo visto come il nostro reporting spazi anche su altri aspetti interessanti e molto importanti.
Dall'altro però tra questi elementi retributivi ve ne sono alcuni che il nostro reporting interno attualmente non prevede, per esempio il divario retributivo mediano e la percentuale di genere in ogni quartile retributivo. Non voglio rubare il lavoro ad Eleonora, io dirò alcune cose, poi eventualmente tu mi correggi. La cifra mediana può essere considerata una misura più rappresentativa del divario retributivo, in quanto a differenza di quella media è meno sensibile ai cosiddetti outlier, cioè alla presenza di alcuni individui nella parte inferiore e superiore della gamma. E l'analisi del quartile è interessante perché va ad analizzare la proporzione di uomini e donne in ciascun quartile e quindi fornisce una indicazione della rappresentanza di genere a diversi livelli dell'organizzazione molto più interessante, però poi mi darai un voto. Allora, la direttiva però non prevede soltanto un obbligo di reporting, prevede anche diritti individuali di informazione del lavoratore, i diritti che peraltro il lavoratore può esercitare attraverso le rappresentanze e gli organismi di parità, diritti che hanno come oggetto anzitutto il suo proprio livello retributivo individuale, ma anche i livelli retributivi medi ripartiti per sesso delle categorie di lavoratori, attenzione, che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ecco che abbiamo subito contezza di quanto sia importante ai fini dell'operatività di questi diritti individuali di trasparenza del concetto di lavoro di pari valore e dell'applicazione poi di metodologie che lo rendano operativo in concreto in azienda. Ancora, le imprese che hanno un obbligo di reporting hanno anche un obbligo di valutazione congiunta con le rappresentanze sindacali al momento in cui si evidenzi un differenziale sentinella del 5% nel livello retributivo medio di una qualsiasi delle categorie dei lavoratori. Anche qui concetto di categoria che richiede la riflessione sul lavoro di pari valore. Qui è interessante perché si dice differenziale che il datore di lavoro non riesca a giustificare sulla base di elementi non collegabili al genere, e qui si pone tutto il problema di capire quali siano i criteri che anche indirettamente non si ricolleghino al genere, perché è molto importante ed è molto complesso andare a scovare o andare veramente a capire che cosa sia la neutralità di un criterio rispetto al genere. Problema che si pone qui per giustificare la differenza, ma che si pone, come vedremo fra poco, anche nel momento in cui si va a valutare se un lavoro ha pari valore rispetto ad un altro. Se il datore di lavoro viola uno di qualsiasi di questi obblighi di trasparenza, si innesca un regime speciale in materia di onere della prova con un'inversione totale a tutela del ricorrente. Come avevamo visto, questione però di assoluto rilievo e che si pone alla base dell'operatività di tutti questi diritti è la questione del lavoro di pari valore. Ora, la questione è una questione di lunga data, perché ve lo dicevo, il concetto normativo di lavoro di pari valore è contenuto già nella Convenzione OIL numero 100 del 51, trova ingresso nel diritto dell'Unione Europea, prima con la direttiva del 75, poi con le modifiche al trattato ad Amsterdam del 1997, è un concetto importantissimo per rendere applicabile il principio di parità retributiva nei contesti di segregazione orizzontale di genere e interroga chiaramente l'interprete su due profili: come individuo il termine di comparazione, come determino il valore del lavoro. Rispetto alla prima questione, la direttiva va a confermare le letture estensive già adottate dalla dottrina rispetto sia a quanto detto dalla Corte di Giustizia, sia rispetto a quanto contenuto nella direttiva sulla parità di genere numero 54 del 2006. Nello specifico, nel considerando 29, si chiarisce che i lavoratori possono essere messi a confronto anche se non lavorano per lo stesso datore di lavoro, nel momento in cui le loro condizioni di lavoro siano riconducibili ad un'unica fonte, che può anche essere un contratto collettivo nazionale di settore. E la seconda lettura estensiva confermata è quella indicata nel considerando 28. È ammesso anche la comparazione ipotetica. Non è necessario che ci si trovi di fronte ad un riferimento reale per effettuare la comparazione, e proprio perché questo determinerebbe un ostacolo soprattutto nei mercati del lavoro fortemente segregati.
Seconda questione invece, come traduco il concetto sul piano operativo, con quali metodologie, con quali strumenti. Anche in questo caso la direttiva dedica a questo profilo l'articolo 4, in particolare il paragrafo 4, in cui si dice che questi criteri devono includere almeno le competenze, l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro. Questo l'aveva già detto anche la Corte di Giustizia, però devono essere valorizzati i cosiddetti soft skills, le competenze trasversali, non devono essere sottovalutate. Fatalità sono quelle che poi intervengono di più nei cosiddetti lavori female dominated, per quello che c'è questa sottolineatura. Ed è importante però un'applicazione neutrale dal punto di vista del genere, su questo arriverò fra poco. Quello che dice la direttiva è che questi criteri devono essere concordati con i rappresentanti dei lavoratori se presenti. La direttiva richiede agli Stati membri, in collaborazione con gli organismi di parità, di fornire a livello interno ai datori di lavoro delle metodologie per effettuare questo tipo di valutazione, visto che poi alla fine di quella famosa valutazione congiunta sarà necessario eventualmente aggiornare, modificare o introdurre questo tipo di valutazione in modo che all'interno dell'organigramma aziendale i lavori di pari valore siano retribuiti in modo pari, in modo da rendere il principio di parità retributiva di genere applicato anche in quel caso. E si prevede che la Commissione europea aggiorni i propri orientamenti in materia. E quali sono? Quelli che anzitutto aveva adottato nel 2013 in quella famosa relazione di cui vi parlavo. Non è soltanto la Commissione europea che ci fornisce indicazioni a materia. L'OIL nel 2008 aveva già fornito anche una guida sulla job evaluation, così viene chiamata in inglese, la valutazione analitica delle mansioni, proprio per scomporre ogni singola posizione lavorativa nelle sue varie componenti, in termini di competenze, responsabilità, sforzi, condizioni di lavoro, dare ad ognuna di queste componenti un punteggio, una valutazione, ponderarle e quindi capire qual è il punteggio e il valore di ciascuna posizione all'interno dell'organigramma aziendale. Però la job evaluation chiaramente di per sé può essere la soluzione ma anche la causa del problema se le tecniche, il metodo, la ponderazione, la scelta degli elementi da valutare è fatto in modo stereotipato, andando a penalizzare quelle elementi che poi vanno a connotare le mansioni female dominated. Vi faccio degli esempi, prendendoli proprio da questa relazione della Commissione del 2013. Non bisogna omettere fattori associati a competenze o abilità, tra virgolette, tipicamente femminili, come ad esempio tra le abilità fisiche, la destrezza manuale o l'attenzione visiva, abilità richieste ad esempio nelle operazioni con la tastiera, nell'amministrazione delle iniezioni, nella preparazione degli alimenti, nelle arti grafiche, nell'assemblaggio di mini componenti. Non bisogna poi sottovalutare le competenze trasversali, la capacità di gestire le relazioni interpersonali, di comunicare o di rispondere, di adattarsi ai carichi emotivi. Non bisogna sottovalutare alcuni sforzi fisici connessi a determinate attività, ad esempio il sollevamento di pazienti, la seduta prolungata. Non bisogna poi omettere la valorizzazione degli sforzi psicologici ed emotivi. E anche nella fase di ponderazione non bisogna evitare un approccio stereotipato che vada ad esempio a dare più importanza alla responsabilità della gestione dei materiali, delle attrezzature e delle risorse finanziarie rispetto alla responsabilità della cura e delle persone. Concludo dicendo questo: è molto complesso, ma è decisivo fare un ragionamento sugli strumenti che rendono poi operativo il concetto che rendono poi declinato sul piano operativo il concetto di lavoro di pari valore. E in primis saranno chiamati a interrogarsi, ad affrontare la questione le parti sociali nella ricostruzione delle griglie di classificazione dei contratti collettivi. Attenzione però, perché anche il sindacato a questo punto è chiamato a fare una riflessione al proprio interno, andando a verificare se non vi sia un deficit di rappresentanza femminile nei tavoli di negoziazione e se non vi sia magari anche un deficit di competenze o di formazione, soprattutto nel momento in cui bisogna andare a confrontare tutto questo ragionamento con un'organizzazione del lavoro che è molto cambiata anche in termini di competenze, di valutazione delle competenze richieste. Nel momento in cui si parla di dimensione di digitalizzazione, nel momento in cui si parla di gestione algoritmica del lavoro, nel momento in cui
ormai parliamo sempre di intelligenza artificiale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille al professor Peluzzi e adesso lascio la parola alla dottoressa Matteazzi per continuare con questa serie di ragionamenti, anche se declinata in chiave economica. Buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio intanto Marco per avermi dato degli spunti, infatti mi ricollegherò più volte a quanto lui ha già affrontato. E nella mia presentazione vi darò una visione dell'approccio economico al gender pay gap. Parto con una breve premessa sulla situazione della donna, la posizione della donna nel mercato del lavoro. Lo sappiamo, è una posizione fragile ed è fragile fin dagli inizi della carriera, perché già nella transizione scuola-lavoro, nei primi 2 o 3 anni della carriera, le donne devono fare i conti con traiettorie occupazionali più frammentate, quindi con periodi di disoccupazione più lunghi. E questa, diciamo, insicurezza occupazionale è solo in parte dovuta ad una maggiore incidenza di contratti a termine nella popolazione femminile. Questa maggiore insicurezza occupazionale si traduce poi, fin dagli inizi della carriera, in una minor sicurezza reddituale, okay? Che poi continuerà nel corso degli anni, durante la carriera, per diventare un domani un maggior rischio di povertà in vecchiaia. Quindi bisogna prestare attenzione perché il divario quindi inizia ben presto. Poi durante la carriera il divario di genere sia in termini occupazionali che in termini salariali aumenta. E in termini occupazionali, l'abbiamo sentito più volte durante la mattinata, le donne per i carichi di cura tendono anche ad abbandonare il mercato del lavoro e questo per la presenza sia in parte dovuto alle preferenze, perché magari vogliono giustamente prendersi cura della famiglia, ma anche per la presenza di vincoli. Vincoli cosa sono? Sono per esempio una carenza di servizi di cura sia per i bambini che per gli anziani. Ricordiamo che c'è anche l'invecchiamento della popolazione adesso, e sono anche costi elevati certe volte di questi servizi. Vincoli sono anche la carenza di opportunità di lavoro part-time, ok? E molteplici invece sono i fattori che spiegano il divario salariale di genere. Allora, innanzitutto le interruzioni di carriera, quindi questi congedi e periodi di inattività che portano a un deprezzamento del capitale umano con conseguenze negative in termini salariali. Poi tutta la questione della segregazione occupazionale sia nella sua dimensione verticale che in quella orizzontale. Quindi verticale, emblematiche sono le 2 metafore del soffitto di cristallo del pavimento appiccicoso, no? Secondo le quali le donne restano attaccate nella parte bassa della gerarchia professionale e vedono i colleghi maschi attraverso un soffitto di cristallo raggiungere invece le posizioni elevate. E orizzontale, come indicava Marco, per settori economici. Le caratteristiche del lavoro poi spiegano il perché in media le donne guadagnano meno degli uomini. Part-time, ma anche i greedy jobs, ne parla il premio Nobel dell'economia di quest'anno, la professoressa Goldin. Sono lavori che richiedono una flessibilità e reperibilità massima in orario serale, in orario di cena, durante le festività, durante le vacanze, e che generalmente pagano molto bene e che sono però detenuti da uomini perché, non avendo carichi di cura, possono permettersi di accettare queste posizioni. Nella letteratura poi si fa sempre più strada l'analisi e il ruolo giocato da tratti psicologici e preferenze. Per esempio, le donne sono più avverse al rischio e questo può avere delle implicazioni rilevanti per le loro scelte di carriera. Ancora hanno una propensione diversa rispetto alla negoziazione, come diceva già Marco, sia un po' per le norme sociali che non vedono bene, diciamo, le donne mettersi lì a negoziare promozioni, negoziare i salari,
ma anche perché potrebbero avere un valore, attribuire un valore diverso, diciamo, alle job amenities, quindi tutte quelle caratteristiche del lavoro che vanno oltre il salario, per esempio lo smart working, una pausa pranzo più corta per uscire prima del lavoro, flessibilità in entrata. C'è poi tutto il discorso ovviamente della discriminazione, sia nell'accesso ai premi, quindi alla parte variabile, come parlava Marco, e come se ne è parlato questa mattina quando è stato mostrato, insomma, sono stati presentati i dati del rapporto. E infine, giusto una menzione, questa dimensione del gender pay gap è molto diversa tra paesi europei, e a spiegare le differenze tra paesi giocano sia le norme di genere, gli stereotipi di genere diversi da paese a paese, ma anche le caratteristiche del mercato del lavoro e delle istituzioni del mercato del lavoro, quindi la modalità in cui vengono negoziati i salari, la presenza e l'ammontare dei salari minimi, per esempio. Questo spiega le differenze tra paesi. Okay? Allora, io oggi vi presenterò un'analisi economica. Questa analisi economica si volge in due direzioni. Da un lato ha l'obiettivo di vedere che cosa spiega il differenziale salariale. Un'altra parte dell'analisi ha come obiettivo quello di misurare quella che è la penalità salariale, quindi quanto le donne guadagnano in meno a parità di caratteristiche, ragionando quindi al ceteris paribus, quindi a parità di caratteristiche. Allora, nel primo caso andrò a rispondere ad una serie di domande del tipo: quanto del gap è spiegato dalla segregazione, quanto del gap è spiegato dal part-time, in generale quanto del gap è spiegato dal fatto che uomini e donne hanno caratteristiche diverse nel mercato del lavoro. Un'altra parte di domande invece sarà questa: quanto del gap non è spiegato dal fatto che uomini e donne hanno caratteristiche diverse, quindi quanta parte è dovuta alla discriminazione, quanto una donna guadagna meno di un uomo solo perché donna, parità di caratteristiche. Un'attenzione particolare alla variabile che vogliamo spiegare, cioè un conto è guardare ai salari orari di base, la parte fissa, e un conto è guardare i salari orari che includono anche la parte variabile, quindi premi, bonus e altri compensi. Nell'analisi io utilizzerò i dati di EUSILC, sono i dati rilasciati dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea per il periodo 2006-2019, quindi mi fermo un attimo prima della pandemia, perché appunto la pandemia, come abbiamo visto stamattina, ha avuto delle ripercussioni particolari. Mi focalizzo su un campione di uomini e donne di età 25-55 e la mia variabile dipendente è il salario orario. Attenzione, orario, quindi è già depurato dal numero di ore lavorate, ok? Lordo, e ho due misure di salario orario: un salario orario base che include solo la parte fissa e anche la 13ª e 14ª pro quota e le ore straordinarie tipiche di un mese sempre pro quota, e un salario orario base più extra che incorpora anche i premi, i compensi e i bonus, ok? Ripeto, sono salari orari, quindi sono già depurati dal numero di ore. Che variabili uso per spiegare questi salari? L'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, se uno è genitore, il tipo di professione, il settore economico, se è occupato part-time, il tipo di contratto, determinato e indeterminato, le dimensioni dell'azienda, se l'individuo, il lavoratore, lavoratrice ha responsabilità di supervisione, e poi un controllo per l'anno e la macro regione. Allora, giusto un paio di grafici per inserire l'Italia nel contesto del panorama europeo, ok? Queste sono le quote di donne occupate in 13 paesi europei. L'Italia, vedete, terza riga a sinistra. Osserviamo un trend leggermente crescente nel periodo 2006-2019, comunque un trend positivo. Se però andiamo a confrontarci con gli altri paesi europei, il nostro tasso di occupazione, cioè il tasso di donne occupate, resta in media, facciamo un 58% durante l'intero periodo. Se confrontiamo con la Svezia, la Norvegia, i paesi del nord Europa e anche altri paesi europei, perché comunque anche la Francia si piazza molto bene, i tassi di disoccupazione sono maggiori dell'80%, in alcuni casi addirittura del 90%. Sono paesi comunque in cui la diffusione del part-time è rilevante. In Italia siamo su un 25% nel periodo, 25% di donne occupate part-time, nei Paesi Bassi siamo un 70%, quindi
e il gap, la differenza tra paesi è importante. Questo è il gender pay gap grezzo, ok? Quindi è solo quanto in media le donne guadagnano meno degli uomini in termini di salario orario. Noi ci posizioniamo relativamente bene rispetto agli altri paesi europei, siamo su un gap che si attesta su un meno 5, meno 6% nell'arco del periodo, e più alto in altri paesi europei, se vedete nei Paesi Bassi addirittura sotto il 10%, anche nei paesi del nord, ok? Quindi in termini di gap grezzo ci posizioniamo bene. Adesso passo all'Italia, vi presenterò qualche statistica descrittiva, poi una stima della penalità salariale sia in media ma anche lungo la distribuzione dei salari, prima Marco parlava dei quartili, e le determinanti invece del gender gap. Allora, ho un campione, vedete, abbastanza grande perché ho circa 100.000 tra lavoratori e lavoratrici. Quello che emerge dalle statistiche descrittive è che in media con il salario base, quindi senza premi, senza bonus, salario di base, la parte fissa, le donne guadagnano circa un 2% in meno rispetto agli uomini, che corrispondono a 433 euro in media in meno all'anno, se consideriamo un lavoratore full time di 40 ore occupato su 12 mesi. Se invece guardiamo il salario base più extra, ecco lì il gap tende ad aumentare, passa ad un meno 5% che corrispondono a circa 1.500 euro in meno all'anno rispetto a un collega maschio. Quindi già queste statistiche descrittive ci suggeriscono che le donne hanno un minor accesso alla parte variabile, ai premi, oppure hanno accesso ma a premi di ammontare inferiore. Le donne e gli uomini però hanno anche caratteristiche diverse nel mercato del lavoro. Le donne in media hanno meno esperienza lavorativa in anni per le interruzioni di carriera e l'incidenza del part-time è più elevata tra le donne, vedete il 25% contro un 4%. Se poi guardiamo invece alla distribuzione tra le professioni, quindi le righe da dirigenti e professioni, tecnici, impiegati, addetti ai servizi operai, se guardiamo tra i maschi, il 47% dei maschi sono occupati nei miei dati come operai, specializzati e non specializzati. Se invece guardiamo alle femmine, alle donne, la situazione è ben diversa. Noi abbiamo una grossa parte, una buona quota di donne occupate nelle professioni e nei tecnici, ok? Che sono professioni comunque associate a dei salari in media più elevati, però nonostante questo e nonostante il fatto che l'incidenza della laurea sia maggiore tra le donne, guadagniamo di meno, ok? Se invece guardiamo un attimo a un discorso di segregazione verticale, potremmo guardare alla responsabilità di supervisione. Il 24% dei maschi ha responsabilità manageriali contro un 18% delle femmine. Ora vi presento la stima della penalità salariale. Uso un modello di regressione lineare, quindi spiego il salario con tutte le variabili che vi ho elencato nella slide precedente. In Italia nel periodo 2006-2019 la penalità salariale delle donne, quindi a parità di caratteristiche, è di un 8%, un meno 8% con un salario di base e un meno 10% con un salario base più extra. Questo è a parità di caratteristiche, vuol dire che sto controllando, sto confrontando uomini e donne uguali in termini di esperienza, in termini di istruzione, in termini di professione, eccetera. E il gap, vedete, la penalità è molto più grande del gap, che era un meno 2 e un meno 5%. E questo perché le donne nel mercato del lavoro italiano hanno delle buone caratteristiche, sono in professioni che in media remunerano bene, sono più istruite dei maschi. Okay? In termini tecnici noi diciamo che sono selezionate positivamente nel mercato del lavoro. Ed è per questo che la penalità controllata, diciamo, è superiore rispetto al gap grezzo. Okay? Per quanto riguarda la differenza tra macro regioni, nel sud e nelle isole la penalità tende a essere un po' più bassa rispetto alle altre regioni d'Italia e non ci sono grosse differenze nel periodo considerato. C'è poi un risultato che però è interessante, non lo vedete nella tabella, è il ruolo del part-time. Se noi guardiamo il salario di base,
il part-time non è associato né ad una penalità né a un premio salariale, e questo no, potrebbe essere ragionevole, cioè se lavoro part-time in una mansione e prendo 10 euro all'ora, lo prenderà anche il full-time, quei 10 euro all'ora nello stesso lavoro, giusto? Però è associato ad una penalità salariale nel momento in cui consideriamo il salario con gli extra. Questo significa che i lavoratori part-timers, in linea con quanto indicavi, hanno meno accesso ai premi o hanno accesso a dei premi di ammontare inferiore. Allora, meno 8 e meno 10 in media, questa è la penalità lungo la distribuzione dei salari. Lungo la distribuzione dei salari si vede che nella fascia alta dei salari, nella parte più alta della distribuzione, le donne incorrono in una penalità più bassa, e questo è consistente con la spiegazione della selezione positiva nel mercato del lavoro. Se invece a destra guardiamo al salario di base più extra, ecco, lì vedete che la penalità è pressoché costante lungo tutta la distribuzione dei salari. Questo significa che le donne nella parte centrale della distribuzione hanno un minor accesso ai premi o a premi appunto di ammontare inferiore. Analisi di decomposizione. Vi mostro ora come il gap grezzo è spiegato dalle varie caratteristiche. Il gap grezzo era di un meno 3 e un meno 6%. Se guardate la parte spiegata, questa è positiva, significa che in assenza, se non ci fosse discriminazione, in Italia le donne dovrebbero avere in media una remunerazione più elevata dei maschi, date le loro caratteristiche, e questo spiega perché poi abbiamo una penalità molto elevata di un 7 e di un 8%, in linea con i risultati della slide precedente. Che cosa spiega perché le donne guadagnano meno degli uomini e perché le donne dovrebbero guadagnare di più? Dovrebbero guadagnare di più perché tutto sommato sono tutti valori sopra lo zero, tutto sommato sono in professioni che pagano relativamente bene rispetto ad altre, avete visto dirigenti professioni tecnici rispetto agli operai, perché effettivamente percepiscono un salario più basso. È il ruolo del part-time, vedete il rettangolino azzurro, parte negativa, quindi il part-time penalizza moltissimo l'accesso ai premi. Che cosa ho in agenda? Allora, in collaborazione con la consigliera di parità si vorrebbe dare una lettura un po' più approfondita dei dati, e in particolare quello che mi interessa, un aspetto che mi interessa e che io non sono riuscita a prendere in considerazione nella mia analisi perché non ho i dati, è guardare al ruolo delle caratteristiche dell'azienda, quindi contratti collettivi, ma anche la cultura aziendale, l'atteggiamento verso il work-life balance, l'accesso ai premi, per vedere come queste caratteristiche dell'azienda spiegano il gap oppure mediano, quindi vanno o ad aumentare o a ridurre la penalità salariale. Quindi concludo. Che cosa c'è da fare ancora? Allora, c'è da capire ancora meglio quali sono le determinanti del gap, della penalità salariale. Ci sono diversi aspetti che non sono ancora stati approfonditi dalla letteratura: il ruolo dei greedy jobs, la diversa propensione verso la negoziazione e il ruolo degli stereotipi di genere, sia negli individui, nei lavoratori e lavoratrici, ma anche nell'azienda. Okay? E questo è l'obiettivo del progetto Novis, che fa parte dell'iniziativa Pari, progetti che prima ne parlava l'assessore Donazzan, e che attraverso una raccolta dati andrà ad approfondire questi aspetti. Poi è importante comprendere meglio il ruolo, l'interplay tra vincoli, preferenze e stereotipi, perché se comprendiamo bene come giocano assieme questi aspetti, si possono disegnare delle politiche che vanno a favorire la partecipazione e a ridurre la penalità. Se si tratta di vincoli, la politica può intervenire allentando questi vincoli, quindi rendendo questi vincoli meno stringenti, riducendo il costo degli asili nido, per esempio, aumentando la disponibilità di posti di servizi di cura, favorendo la diffusione del part-time, perché ricordiamoci, è associato ad una maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro, ma attenzione che non diventi un'arma a doppio taglio per poi essere discriminate da un punto di vista salariale. Se è questione di preferenze, poco si può fare, perché se è una preferenza di una donna stare a casa, prendersi cura dei figli, è una scelta. Se è questione di stereotipi, anche qua la politica può intervenire
abbattendo gli stereotipi. E un modo, per esempio, è quello di agire sui congedi parentali, riservati ai padri. In certi paesi europei si utilizza il congedo del tipo use it or lose it, o lo prendi o lo perdi per i padri. E si è visto che in tutti questi paesi la presa del congedo da parte dei padri aumenta, oppure è legato in modo proporzionale al numero di mesi presi dalla madre. Oppure un'altra cosa interessante sarebbe la remunerazione al 100%, perché se adesso il motivo per cui una donna prende il congedo è perché così inficia meno sul bilancio familiare, se fosse remunerato al 100% capisco che bisogna trovare le risorse economiche, però questa scusa non terrebbe più. E questo interplay è l'obiettivo di un progetto PRIN di cui sono PI e con cui collaboro con l'Università Bocconi e l'Università Ca' Foscari. Andremo a fare una raccolta dati proprio per esaminare l'interplay di questi tre aspetti. Infine, se è ancora questione di stereotipi, allora lì importanti sono anche le campagne di sensibilizzazione, ma bisogna partire molto presto dalle scuole, perché poi gli stereotipi influiscono sulle scelte di studio, e lì prima parlava del minor accesso alle materie STEM per le ragazze, ma anche, attenzione, ai tratti personali. Le donne hanno livelli di autostima più bassi dei maschi e soprattutto, passatemi il termine, non sanno vendere bene le proprie caratteristiche. Quindi sarebbe importante agire su questi aspetti, e questo per esempio lo testiamo in un progetto, nel progetto Dimore, sempre dell'iniziativa Pari, nelle scuole di Vicenza. Porteremo un'attività di coaching in alcune scuole, dove la coach cercherà, attraverso l'incontro con le ragazze, ad abbattere degli stereotipi e a lavorare sull'autostima. Poi, con una raccolta dati pre e post intervento, andremo a valutare l'efficacia dell'azione pilota. Ecco, qui ho concluso, ti ringrazio. Io ringrazio anche per l'ultima, tutto molto interessante. Ecco, faccio una precisazione: la base dati che ha portato a questa evidenziazione del gender pay gap non è la stessa, non sono i dati del nostro rapporto rielaborati, per questo che probabilmente avete visto dei dati che non confermano quanto esposto prima dal Dipartimento di Statistica. Ecco, ci auguriamo appunto poi di vederli in futuro, ed è questo anche lo scopo, proprio applicata questa metodologia di analisi al dato delle aziende venete, e per di più private, perché se non sbaglio quello precedente racchiudeva anche tutto il mondo del pubblico impiego in termini di enti pubblici, e questo può falsare la fotografia, anche se è comunque importante socialmente ricomprendere questa parte di lavoratori che non è proprio indifferente nel nostro panorama. Ecco. Dicevo l'ultima slide che fa vedere come l'approccio politico, stamattina l'assessora ci ha detto il progetto Pari, 10 milioni di euro per finanziare questi, come poi si declina con interventi precisi, direi a larga diffusione o anche a nicchia, ma che vanno direttamente alle persone, e se li fate nelle scuole, alle future persone. Ecco che c'è questo legame in questa nostra analisi anche con interventi sul territorio. A questo punto io mi taccio e lascio la parola al dottor Antonio Stella. Ho voluto i consulenti del lavoro a questo tavolo perché sono vicini, ecco, non poteva avere tutte le aziende, loro sono sicuramente un buon punto di osservazione. Bene, ringrazio la consigliera di parità dell'invito e con l'occasione porto i saluti del presidente regionale dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Marco Degan e dei presidenti della Consulta regionale degli ordini Patrizia Gobat e Massimo Guidetti. Oggi sono impegnati a Roma in un evento di categoria e hanno delegato il sottoscritto e Alessandra Meschettin, la collega che seguirà il mio breve intervento, a portare un contributo di idee, un contributo su un tema così interessante come abbiamo visto. Parto da una considerazione che riguarda proprio il rapporto che è stato presentato.
Ecco, devo dire che di solito quando viene presentato un rapporto ci si rischia di annoiare nella parte centrale, dove si vedono tanti numeri, però per chi viene da fuori no, sono difficili da focalizzare e da mettere insieme. Ognuno porta la propria esperienza, li vede dalla propria angolazione, però è una disamina quella di carattere statistico che non è sempre così interessante. Devo ringraziare il dottor Alberti perché penso che in quelle poche slide che ha fatto, però così concentrate, così chiare, ci ha dato un quadro assolutamente, penso, che ci ha messo tutti sulla stessa linea, cioè soprattutto di capire che il fenomeno c'è, che il fenomeno esiste, che i dati sono chiari e che pertanto va affrontato. E io non farò un intervento, anche perché adesso parlare di gender pay gap dopo gli interventi del mondo accademico con Marco Peruzzi, con il professor Peruzzi e con Eleonora Materazzi è oggettivamente complicato. Come consulenti siamo più che altro per portare dei contributi di idee di tipo di taglio pratico legati alla vita quotidiana, al rapporto diretto che abbiamo tutti i giorni con gli imprenditori. Io pertanto parlerò di un'esperienza che riguarda le prime certificazioni che stanno prendendo piede proprio nel 2023, hanno cominciato ad aumentare. Invece Alessandra, che mi seguirà, parlerà proprio del rapporto, della complessità del rapporto e anche dell'importanza di dare dei dati veri, dei dati, perché se dei dati sono spuri, dopo la statistica può fare quello che vogliamo. Se il dato di partenza non è qualitativo, le analisi non possono che andare verso una direzione non corretta. E su questo mi sento di fare una considerazione e spezzare una lancia, se vogliamo, che è quello della possibilità dell'utilizzo delle banche dati. Abbiamo appena accennato che qua abbiamo avuto due interazioni, il rapporto e l'analisi presentate dalla dottoressa Mateazzi, che poggiano su basi statistiche diverse. Penso che il rapporto, che è già ben fatto, possa in prospettiva migliorare molto se nel nostro sistema riusciremo a far dialogare meglio le banche dati. Prima, per dire, mi ha colto una delle considerazioni sul differenziale delle dimissioni. Se avete visto, il personale femminile, le dimissioni del personale femminile nei primi 3 anni di vita del bambino sono più che doppie rispetto al personale maschile. Ecco, questo è un dato importante, però va detto, ve lo posso dire per pratica quotidiana, che qualche padre quando si dimette si dimentica di essere padre, per cui non tutte quelle informazioni, mentre la madre, oltre che essere certa, normalmente lo sa e si dimette, no? E si dimette seguendo quelle procedure, al maschile, nonostante la cosa sia un po' migliorata, ne parlavo prima anche con la dottoressa Rubino, da quando ci sono quei ottimi 10 giorni di congedo parentale che hanno fatto capire a qualcuno che la nascita è anche un problema suo, tra l'altro ha avuto anche questo tipo di meritocrazia. Un'opportunità sua, non diciamo un problema, un'opportunità sua. E qua mi sento di dire alla dottoressa Mateazzi che però il problema culturale ha ancora bisogno di tempo per essere scazzato, perché nonostante siano giorni pagati al 100% dall'INPS, col 100% della retribuzione, abbiamo una fetta significativa di padri che non le richiedono e non vediamo nemmeno tanta resistenza da parte dell'azienda. È un fenomeno tante volte legato alla persona. Cosa sto a fare a casa? Questa comunque è una cultura ancora imperante in Veneto e su cui bisogna lavorare. Sì, però è un problema culturale, non è un problema, noi non vediamo particolari resistenze da un punto di vista aziendale, tanto per dire, no? Nel senso che spesso, soprattutto aziende come quelle che stiamo trattando nel campione con più di 50 dipendenti, credo e spero che un minimo di salto di qualità su questa tipologia di diritti sia stato fatto. È proprio un problema che deve ancora essere elaborato e è destinato a migliorare, però sicuramente questo tipo di dato ci fa portare a un'informazione spuria su quelle che sono le informazioni, come per dire un'altra informazione che probabilmente avrà bisogno di correttivi, parlo a livello di banche dati, sono tutte le dimissioni sotto l'anno di età del bambino, no? Dove, come sappiamo, sono dimissioni sì per giusta causa, però sono giusta causa automatica legata al periodo, non all'esistenza di costrizioni evidenti nel caso di specie.
Però sulle banche dati si può sicuramente lavorare molto in direzione dove sta andando anche dove prima ha accennato la consigliera di parità, ovvero ecco, le donne quando si dimettono cosa succede nell'anno successivo all'anno di vita del bambino. Ecco, se noi riuscissimo a coniugare i dati di Veneto Lavoro, che sono dati sempre con i puntuali report che vengono pubblicati, con i dati dell'INPS e con i dati dell'Agenzia delle Entrate, con un anno di distanza, anche meno, saremmo in grado di riuscire a percorrere i percorsi personali di quelle dipendenti senza dover essere invasivi rispetto al sistema delle imprese, senza dover fare statistiche che per quanto possibile nel momento in cui facciamo campionature hanno sempre delle possibili criticità, per cui se in prospettiva le banche dati, INPS, INL, Agenzia delle Entrate e Sistema regionale del collocamento potranno dialogare meglio, sicuramente ci troveremo ad affrontare dei rapporti con una dovizia di dati e soprattutto con una qualità del dato più importante. Su un altro aspetto, ecco, che visto che non affronterà il gender pay gap da un punto di vista accademico, come detto, che è già stato ampiamente diffuso, ecco, ho pensato di fare un intervento utilizzando un termine, la consapevolezza. Consapevolezza e partirei proprio dal rapporto. Ecco, i rapporti vengono fatti, ne abbiamo visti, ne sono stati fatti 3.200, riguardano più di 600.000 lavoratori, per cui è un campione assolutamente importante, quasi il 90% ha risposto, però vengono fatti dalle aziende e la domanda è, oltre a essere fatti, dopo che tipo di ricaduta hanno avuto sull'azienda stessa? Noi come consulenti sicuramente siamo interessati in particolare a un segmento, magari le aziende con 500-1000 dipendenti possiamo fare consulenza ma non l'amministrazione e la gestione diretta del personale. Però su quella fascia 50-100 dipendenti normalmente le aziende non hanno un ufficio del personale, un ufficio payroll interno e quelle li gestiamo direttamente. E vi posso assicurare che non è facile, ecco, noi lo facciamo quel compito, dopo la collega lo dirà anche le difficoltà, perché effettivamente sono tanti dati, alcuni possono essere preacquisiti, le procedure informatiche per fortuna nel tempo si sono affinate, per cui abbiamo anche un dato più congruo, più solido, sapete ci sono tanti modi per compilare le statistiche, per cui invece questo è un dato che per fortuna ormai è gestito all'atere di quello che è la procedura software principale, questo dà una maggiore stabilità all'informazione e una maggiore qualità del dato dell'informazione stessa. Però ecco, quello che dovrà essere lo sforzo, immagino, del prossimo futuro sarà riuscire a dare indietro, cioè riuscire effettivamente a dare consapevolezza all'azienda rispetto alla propria posizione nell'ambito di quella che è la posizione standard perlomeno di un'azienda del settore. E come sapete non è semplice, perché gli imprenditori, è stato anche detto spesso, se gli chiediamo il margine operativo lordo, il fatturato, l'indice di penetrazione nel segmento di mercato, il dato è sempre ben chiaro, sul fatto che sia presente o meno una discriminazione, usiamo il termine un po' più forte all'interno dell'azienda, questo spesso e volentieri, anzi direi quasi sempre, non c'è coscienza. Come immagino molti di noi sono stati meravigliati dai dati che hanno visto quest'oggi. Chi avrebbe detto, se avessimo fatto un'indagine prima di entrare in questa stanza, qual era il differenziale tra i dirigenti a livello retributivo? Un dato che mi ha francamente sorpreso, pur essendo la gestione di payroll e dintorni parte integrante della nostra attività professionale quotidiana. Per cui ecco, il rapporto è opportuno, vada avanti, sono molto curioso francamente di quello che succederà nel prossimo, perché avremo il post pandemia che ha ingenerato tutta un'altra serie di elementi che sicuramente andranno attenzionati e che modificheranno, io sono convinto, anche alcuni di questi parametri, però lo sforzo dovrebbe essere anche quello di creare un qualche sistema premiante, se non altro, che faccia sì che il rapporto sia anche a livello aziendale non solo predisposto, ma anche analizzato, per far capire quella conoscenza, per far capire quella logica di posizionamento
che è molto importante. E parlando di logica di posizionamento, ecco, arrivo alla certificazione. La certificazione è stata, le linee guida sono del 2022, per cui parliamo di un fenomeno recente. Fino a un anno fa, francamente, un richiamo ai tempi è sempre importante. Fino a un anno fa la certificazione c'erano pochissimi casi, nel 2023 effettivamente i numeri si sono ampliati, sono diventati importanti. Come consulenti di lavoro siamo stati chiamati a fungere da esperti nell'ambito dei team di certificazione e in questo caso ci siamo avvicinati alle problematiche, soprattutto al discorso del gender pay gap. Ecco, vi posso assicurare che in fase di primo contatto con l'azienda che chiede la certificazione, per cui un'azienda già, se vogliamo, evoluta, già che ha dimostrato un interesse, vuoi che sia per scelte spintanee come la decontribuzione, come l'opportunità di avere un plus aggiuntivo a livello di gare di appalto, però abbiamo visto una soglia interessante, abbiamo visto anche una soglia interessante di aziende di medio-piccole dimensioni, aziende da 20-30 dipendenti, non necessariamente da 200-300 dipendenti, nel senso che c'è una sensibilità che sta montando. La stragrande maggioranza di queste aziende, almeno per l'esperienza diretta vissuta, a parte quelle più strutturate, dove c'è una policy retributiva già codificata, dove c'è un comitato di retribuzione, dove c'è una struttura e una filosofia aziendale codificata e che ha già tenuto sotto controllo questo tipo di situazione, anche in prospettiva 2026, perché saranno sicuramente più avvantaggiate, ecco, vi posso assicurare che spesso e volentieri non hanno la percezione, cioè quando si comincia ad andare a vedere il gender pay gap, perché uno dei più importanti parametri di equità remunerativa è quello che deriva dal fatto che non ci deve essere un differenziale economico superiore al 10%. Molte aziende hanno chiesto la certificazione e si sono rese conto che non possono fare la certificazione. Questo per una serie di motivi. Il più importante è che probabilmente, anzi senza probabilmente, perché sui numeri non si discute, li abbiamo visti in maniera chiara, tutta una serie di fattori che portano a queste discriminazioni indirette, perché non c'è una volontà, io non ho visto una cultura di volontà acclarata di avere questo doppio peso, doppia misura, ma c'è una serie di situazioni anche di carattere organizzativo dove c'è molto da lavorare. C'è da lavorare sicuramente nei contratti collettivi, come abbiamo visto ci sarà molto spazio per le parti sociali, perché la cosa più difficile da fare è stabilire cosa vuol dire lavoro di pari lavoro e cosa vuol dire categoria. Sarà uno degli sforzi che tutti insieme si dovrà fare nel prossimo futuro per riuscire, perché si potranno certificare le aziende nel momento in cui questi parametri potranno essere maggiormente definiti. Questo per cui sono convinto che il fattore comunque certificazione è un fattore positivo. Io auspico che, come è successo in altre regioni, come in Emilia e quant'altro, ci sia anche uno sforzo da parte delle istituzioni perché ci siano anche dei supporti per favorire questa, perché si possono creare buone pratiche che dopo vengono trasferite, che potrebbero diventare dei driver a cui fare riferimento quando ci si avvicina nel concreto alle certificazioni. In prospettiva, e chiudo, post pandemia io vedo l'effetto pandemia, l'abbiamo visto in questi 2 anni. Post pandemia però ha portato altri fattori, ha portato soprattutto un fattore prima che era meno soppesato a livello aziendale, difficoltà di reclutamento, le grandi dimissioni, l'esigenza delle aziende di trattenere il personale umano, e questo sta cominciando a far maggiormente valorizzare il capitale umano. Oltre al capitale umano, chi deve seguire il capitale umano? Stiamo vedendo un fenomeno assolutamente interessante, che aziende di piccole e medie dimensioni stanno coprendo la funzione. Non più una detta paghe, ma un HR o comunque una persona che possa effettivamente introdurre delle policy aziendali. Questo è importante perché potrebbe andare verso una dimensione diversa nel governare questo tipo di situazioni. E dopo, pensando che, come abbiamo visto, il fattore femminile è da un certo punto di vista avvantaggiato. Abbiamo visto che il 33% delle donne da 30-34 anni è laureato, 1 su 3, 2 su 5 i maschi, e questo si traduce in quelle analisi che abbiamo visto prima. Una fetta importante del nuovo HR e anche delle colleghe consulenti del lavoro, che ormai hanno superato i maschi,
sono di genere femminile e saranno gli attori che dovranno anche guidare quelle che sono le nuove politiche aziendali a livello di gestione delle risorse umane. Ecco, su questo io sono fiducioso perché il futuro è al femminile anche su questo tipo di situazione. Ci sono sicuramente, dal mio punto di vista, i presupposti perché i prossimi rapporti possano vedere un miglioramento dei numeri che abbiamo visto e non arrivare al 2154, che da quello che ho visto è l'anno in cui l'ONU prevede il raggiungimento della parità a trend costante. Ecco, questo è un auspicio e penso che sia un auspicio per tutti noi. Intanto buongiorno, sarò breve visto anche l'orario, quindi insomma cerco di raggruppare velocemente le idee. In realtà il mio intervento era basato su quello che poteva essere le conseguenze in senso di criticità, quindi lati positivi piuttosto che lati negativi, dei dati che sono stati forniti dal rapporto. Il rapporto l'abbiamo compilato anche noi professionisti perché ci siamo messi a tavolino con le aziende, abbiamo recuperato i dati e non di poco conto perché ci hanno davvero impegnato molto tempo, nonostante anche tutte le difficoltà della piattaforma, che anche lì è un discorso da fare. Comunque io volevo puntare l'attenzione su quelli che potevano essere i lati positivi e negativi di questo, in un'ottica anche previsionale. Adesso noi ci accingeremo a compilare quelli che sono i dati del nuovo rapporto biennale e quindi sarà anche interessante poi vedere il primo biennio come è andato, quindi 2020-2021 come è andato, in raffronto al 2022-2023. Quindi pandemia sappiamo che ha fornito dei dati particolari e particolareggiati e vedere dopo di quello cosa succederà. Quindi sarà sicuramente interessante anche per noi fornire questi dati alla consigliera. Io mi soffermo prima sugli aspetti che secondo me sono un po' negativi o un po' critici, le criticità. Ho pensato, il rapporto è rappresentativo di una situazione reale delle imprese del territorio? Sì, se io considero che la soglia di monitoraggio delle imprese si è abbassata da 100 a 50 dipendenti, quindi sicuramente un bacino di utenza maggiore per rilevare determinati dati. Però rimangono fuori sempre quelle piccole aziende che hanno meno di 50 dipendenti, che sono moltissime, soprattutto nel nostro territorio veneto, quindi aziende che hanno 1, 2, 15, 20, anche 49 dipendenti e hanno le stesse problematiche di un'azienda che ha più di 50 dipendenti. Magari non è strutturata, magari le aziende più grandi sono maggiormente strutturate, però anche quelle piccole adesso, soprattutto vedo gli imprenditori più giovani che sono forse più sensibili a quello che può essere la parità di genere o comunque le condizioni dei lavoratori all'interno dell'azienda. Invece quelle più strutturate hanno sì un responsabile delle risorse umane che in qualche modo si fa portavoce di quelle che sono le politiche aziendali, ma sicuramente è lo specchio e comunque un interlocutore sicuramente importante per i lavoratori dipendenti, quindi è una connessione. Ma non tutte le aziende hanno un responsabile delle risorse umane, ci possiamo essere noi come consulenti del lavoro, però affrontiamo anche altre tematiche. Quindi il fatto del rapporto sì, con delle magari integrazioni, delle modifiche, i dati che possono essere richiesti, prima anticipava Antonio, di particolareggiare un pochino le richieste, perché non le dimissioni piuttosto che il part-time, piuttosto che altri aspetti, la formazione eccetera, anche nelle aziende di piccole dimensioni secondo me dovrebbero essere in qualche modo considerate, anche se c'era la possibilità di presentare il rapporto volontariamente per le aziende di piccole dimensioni, però adesso non ricordo il dato di quante eventualmente avevano presentato volontariamente, però erano pochine. Altra cosa potrebbe essere difficoltoso per le aziende di leggere i dati del rapporto, perché ci sono tante cifre, possiamo leggere le cifre, ma se non diamo un significato a quelle cifre, a quelle percentuali, è un po' difficile. Allora, ribadisco, ci possono essere delle professionalità tali per cui si possa approfondire, spiegare, però sì, sicuramente è un aspetto critico che deve essere anche questo valutato.
sicuramente a posteriori, perché prima faccio il rapporto e poi valuto quelli che sono i risultati. Il problema è anche una questione culturale, purtroppo, soprattutto culturale, che anche le nostre imprese hanno un po' di difficoltà ad accettare. Perché dico, se io gestisco un'azienda che ha 40 lavoratrici dipendenti, gestita da una donna, cioè il titolare donna, e vuole esclusivamente donne, quindi lei non si è posta il problema di dire, anzi è un po' preoccupata di dire no, non voglio un uomo, avevo un uomo magazziniere e ho detto no, non lo voglio, preferisco avere, quindi è sicuramente molto sensibile, però è un puntino in un mare grandissimo. I datori di lavoro devono sicuramente avere una visione più aperta, più, che segua la realtà attuale, che è quella che dice tante donne come tanti uomini devono avere la possibilità di lavorare, devono avere le medesime condizioni nell'ambiente di lavoro e anche esternamente, ovviamente. Questi possono essere gli aspetti critici, però voglio anche essere propositiva e un po' una visione un po' più florida, più che mi permetta di dire che i datori di lavoro non tutti vogliono rimanere indietro, anzi ce ne sono molti che sono davvero sensibili a queste materie ed è giusto che lo siano. Questo potrebbe permettere loro di creare nuovi modelli organizzativi all'interno dell'azienda, quindi mettersi in gioco per creare nuovi modelli organizzativi tali per cui garantiscano parità di genere, ma anche parità di trattamento, anche gli uomini, non dico, ma proprio una consapevolezza che il lavoratore all'interno dell'azienda deve stare bene per poter produrre, per poter vivere bene e vivere anche in un contesto che non sia solo quello lavorativo, ma anche esternamente, perché sicuramente nel momento in cui io lavoro male porto le mie problematiche anche all'interno della famiglia e poi si creano delle situazioni che sono davvero difficili da gestire. C'è uno scambio di situazioni davvero che non si riesce a controllare in alcuni casi. Quindi innovazione di processi che ci possono essere già, oppure creazione di nuovi processi, di nuovi modelli organizzativi e sicuramente i dati forniti dal rapporto indicano quale può essere una tendenza che non deve essere considerata assoluta in questo contesto storico, ma che è sicuramente in evoluzione. Abbiamo visto che il mondo del lavoro negli ultimi 4 anni dal Covid è stato completamente sconvolto e quindi le parti sociali in genere, datori di lavoro, istituzioni, sindacati devono collaborare insieme e quindi noi come consulenti del lavoro siamo in assoluta disponibilità a collaborare con le istituzioni. Ci deve essere questo rapporto di collaborazione che permetta di andare nella stessa direzione tutti insieme, in modo tale da creare le condizioni per avere davvero una parità di genere, sì, però anche una consapevolezza che i tempi nel mondo del lavoro stanno cambiando, sono cambiati, la realtà è cambiata e quindi bisogna che stiamo sul pezzo, in sostanza. Cioè, è questo un po' tutti dobbiamo essere pronti al cambiamento. Quindi insomma questa era la visione e la prospettiva che perlomeno noi come consulenti del lavoro in qualche modo abbiamo interpretato. Quindi ribadisco, noi come professionisti siamo sicuramente a disposizione delle aziende come aiuto, come consulenti, come proprio consigliare come procedere e come interlocutori anche delle istituzioni. Fatto veloce. Grazie. Grazie mille anche per questi ultimi interventi. Adesso abbiamo lo spazio per le domande. Se ci sono domande in sala possono essere fatte ai relatori presenti, anche a chi
ha parlato in precedenza, che sono ancora, anche se non qui, sono ancora in sala, vediamo di gestirle. Sì. Sì, anche se mi devi fare una domanda non da boomer, anche se sono boomer, nel senso che in realtà proprio per un discorso che si faceva anche prima sulla consapevolezza, anche quello che ha detto il dottor Stella, sulla capacità dell'azienda di conoscere queste cose, forse i dati così aggregati sono un po' anche difficili da comprendere. Non so se c'è la possibilità di renderli più disponibili a livello digitale, nel senso di poter accedere a questi dati a livello informatico, forse anche il direttore dell'unità operativa potrebbe saperlo, di rendere più accessibili in modo che le aziende vengano a conoscenza in maniera magari più pregnante di quelle che sono le fonti dei dati per poi conoscerli. Questa non so, è un'idea, una domanda, non lo so cosa. Direi che possiamo raccoglierne 3 alla volta e poi diamo le risposte. Che partecipo al rapporto. Ho visto un cambiamento rispetto all'altro report. Ci sono slide rispetto alla sezione statistica più circostanziate e di questo vi ringrazio. Chiedo comunque le slide di tutti quanti perché noi da sindacaliste dobbiamo riportare ai nostri territori quello che è stato evidenziato stamattina, ma siccome avete citato le organizzazioni sindacali più volte, io vi chiedo per il prossimo rapporto di invitare là sopra qualcuna di noi, perché non potete citarci e dire che anche le organizzazioni sindacali non fanno o fanno se non sapete qual è la reale attività che facciamo. Non me ne vogliate, non sto pigliando nessuno in particolare, ma tutti. Abbiate per favore, come avete invitato questa volta, i consulenti del lavoro e ho apprezzato molto il vostro intervento. Negli anni precedenti sono state invitate altre rappresentanze importanti del mondo del lavoro, non veniamo mai invitati, cioè veniamo invitati ma non siamo mai là sopra. Io faccio parte anche insieme alle colleghe della Commissione Pari Opportunità, se non ci fosse stata l'intervento di Nicoletta, ci sarebbe stato anche una presenza inferiore anche di questa parte del mondo del lavoro. Sulla certificazione di genere vi devo dire una cosa. Io giusto ieri sono entrata nel sito di Accredia, che per chi non lo sapesse è il sito dove tutte le organizzazioni, le agenzie che certificano tutta una serie di competenze, tra cui la certificazione di genere, fanno riferimento. Io ho visto che nel giro di un anno si sono accreditate 43 agenzie o aziende che certificano, ma io ho cercato l'elenco delle aziende certificate, sono 1700, ma non ho l'elenco e io da sindacalista vorrei averle, perché faccio un esempio così è chiaro, Veritas, per restare in ambito veneziano e veneto, ha fatto la certificazione di genere, ma è stata presentata da un lavoro fatto insieme alle organizzazioni sindacali, quindi propedeutico alla certificazione di genere, o Tognana che fa Porcellana in provincia di Treviso, ma se è perché è l'azienda che lo dice e perché, come avete detto voi, c'è questa attenzione da parte di alcune aziende strutturate a migliorare il proprio aspetto e a sapere che se ci sono più donne e se c'è un minore divario, un minore gap salariale funziona meglio. Ma ci sono aziende di cui io sono presente, ma non mi viene detto che cercano la certificazione di genere. Vengo a saperlo solo alla fine del percorso e spesso e volentieri là dentro ci sono delle discriminazioni che non vengono recepite dalla certificazione. Grazie. A supporto. Scusate, sì. Io chiederei questo, però se possibile, darei spazio alle domande, se poi qualcuno vuole fare un intervento vediamo come i tempi, come siamo, al massimo ridurrò io la mia parte di conclusione. Se è una domanda... Sì, la trasformo in domanda. Trasformiamola in domanda. La trasformo in domanda.
Allora, il professore dell'Università di Verona ha parlato di produttività e di presenza a proposito del sindacato. Allora, come se non sapessimo tutti qua dentro che siamo all'interno della teoria economica neoclassica, quelli sono i criteri che ci guidano e che guidano i datori di lavoro. Allora, lei come pensa di risolvere la questione del gap salariale all'interno appunto di questa teoria economica se non si considera la presenza della donna come persona che contribuisce al pari dell'uomo e di tutti allo sviluppo economico? E parlo qui in Veneto, una regione che ha legato il proprio benessere e il proprio sviluppo proprio al lavoro di uomini e donne. Grazie. Se c'è una terza domanda e poi facciamo una batteria di risposte. No. Mi permetto di rispondere io alla prima e poi ovviamente lascio la terza, che poi è la seconda, al professor Peruzzi. Allora, lo spunto che viene, tra l'altro dal Presidente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, è sicuramente molto interessante. È già arrivato anche dai consulenti del lavoro che parlavano della possibilità di restituire alle aziende i dati facendogli vedere come si posizionano. Io ho un'estrazione di economista aziendale, per cui logiche marketing e posizionamento, che poi qua in senso allargato le conosco bene, e sarebbe sicuramente molto efficace. Il problema potrebbe essere quello, anzi è quello della risorsa, perché servono delle risorse umane per fare questa serie di elaborazioni. Alcuni dati ci sono già, forse si potrebbero arricchire con altri per raccogliere quali servirebbero delle risorse. Però io raccolgo lo spunto. E visto che la Regione Veneto ha allocato, al di là dei 10 milioni iniziali, una quarantina di milioni, se non sbaglio, su tutto l'arco dei 7 anni di programmazione dedicata a questa materia, non è escluso che qualche soggetto nelle prossime programmazioni non presenti dei progetti di ricerca di questo tipo e che possano dare un sistema facile e accessibile per capire dove siamo. Mi ricollego al discorso elenco società certificate. Allora, a parte che sia come è fatto il rapporto, purtroppo io lo subisco, diciamo così, nel senso che avrei delle idee di miglioramento, ma è a livello nazionale, anzi ministeriale. A Credia c'è l'elenco delle aziende certificate, si possono trovare con nome e cognome, non solo le quantità. Si va in Accredia, norma di ricerca, le aziende per norma per la quale sono certificate, non è immediato, non è intuitivo, è difficile, e per di più non mi dà il dato delle partite IVA, mi dà il dato delle entità, per cui se un'azienda come Veritas ha 100 entità, perché ha 100 sedi, figura che abbiamo 100 aziende certificate in Veneto, e non è così. Se noi guardiamo il dato del Veneto, così grezzo, viene fuori che abbiamo 400 realtà certificate. Ho fatto lo studio, non è aggiornatissimo perché è stato il convegno, se non sbaglio, di dicembre. Il dottor Mano mi aveva chiesto di passargli questi dati. A dicembre avevamo 54 società certificate con sede legale in Veneto, non 400 come sembra dall'elenco. Bisogna lavorare molto sui dati e sulla restituzione del dato. Però qua mi fermo, prendo l'appunto, ci ragioneremo senza caricarvi di ulteriore lavoro e passo al professor Peruzzi. Prima, quando ho parlato di presenza in servizio come criterio per la quantificazione dei premi di produttività, come criterio indirettamente discriminatorio, intendevo presenza in servizio quale quantificazione cronometrica delle ore di lavoro effettivo, quindi come un criterio che è indirettamente discriminatorio per le donne, perché se io vado a pagare meno coloro che hanno alcune assenze, vado a pagare meno coloro che magari sono presi dei congedi per parentali o per la cura dei figli, e solitamente nella stragrande maggioranza sono le donne, quindi ecco che abbiamo l'impatto differenziato.
Approfitto di questa risposta per evidenziare che all'interno del report attuale, tra i criteri adottati che l'azienda deve indicare per le progressioni di carriera, c'è anche la valutazione delle performance, e abbiamo visto prima anche rispetto a questo dato l'analisi statistica per la Regione Veneto. Evidenzio che la direttiva prevede che i datori di lavoro rendano facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri per la progressione economica, e tali criteri devono essere neutrali dal punto di vista del genere, per cui non basterà più parlare di valutazione della performance dal mio punto di vista, bisognerà capire quali sono i criteri con cui valuto la performance, e questi criteri devono essere neutrali dal punto di vista del genere. Abbiamo visto che sforzo ci richiede questo tipo di riflessione. Sì, completo se posso la risposta, nel senso che è vero che nelle le imprese o la maggior parte delle imprese, perché alcune fanno delle cose molto innovative da questo punto di vista, che la maggior parte delle imprese, quindi l'interlocutore del sindacato, è un soggetto forse ancorato appunto alla presenza. Lo vediamo anche col lavoro agile, c'è stato durante il Covid, adesso in alcuni casi sì, ha aperto delle strade, in altri si è tornato esattamente a come era prima, proprio per la difficoltà, perché ci si sente più sicuri, si pensa che la presenza sia un dato oggettivo, no? Mentre la produttività, ma è semplicemente, non è poi così semplice, è per una carenza nella formazione manageriale di imprenditori e di manager nel capire come misurare, come si può misurare, e direi però anche nella fiducia da parte dei lavoratori, perché mentre se mi misurano su quante ore sto in ufficio, quello è, e quello lo vediamo tutti, quando si inizia a dire io ti misuro per la qualità del tuo lavoro, tutti vogliamo essere giudici di noi stessi. Tra l'altro io faccio sempre fatica a capire questo, perché fino ai 24-25 anni che ci laureamo siamo disponibili a che qualcun altro valuti le nostre il nostro grado di apprendimento. In quel caso, come entriamo in azienda, facciamo molta più fatica a pensare che qualcun altro possa valutare le nostre capacità lavorative. Io in un altro ambito mi trovo persone che quando hanno la valutazione invece che 100 hanno avuto 98, questo più in ambito pubblico, diciamo così, vengono a lamentare vessazione perché hanno avuto 98 invece che 100 punti. Quando io chiedo se nel percorso scolastico hanno sempre avuto 10 o 10 lode, non è così. Allora non è che se io, non vuol dire che a scuola rendo come al lavoro, però diciamo delle indicazioni posso trarne, no? Sul mondo del lavoro la base non è ancora, anche la base non è così pronta a farsi valutare in termini di performance, di qualità relazionali, perché ancora adesso in ambito tecnico uno si ritiene bravo, una si ritiene brava se ha risolto il problema tecnico. Se poi è, passatemi il termine, un cane nella gestione delle risorse umane o delle sue risorse, questo non è rilevante. Per la crescita del contesto è rilevante, no? Ecco, quindi io, secondo me la direttiva da un lato potrei dire sarà un bagno di sangue, dall'altro ci costringerà a fare un salto nelle capacità gestionali. Ultimo, visto che mi sono sentita chiamata in causa avendo io organizzato questo convegno sulla presenza del sindacato, i consulenti del lavoro non sono qui come dire, emanazione di area datori di lavoro. Sono qui in quanto soggetti tecnici che aiutano le aziende a predisporre questo rapporto. Lo spunto lo raccolgo, prossimo rapporto che sarà fra un anno, la presentazione del prossimo, sicuramente cercheremo di fare una platea più allargata, meno spazio ai tecnici e più spazio a chi opera, sindacalisti come associazioni datoriali, come associazioni sindacali. Ecco, però volevo dire che oggi non sono qui, come dire, in rappresentanza della parte datoriale. Ecco. Se non ci sono altri interventi, io mi
avvicino alle conclusioni, anche se in realtà non le ho preparate perché volevo, come dire, ascoltare tutto quello che è stato detto e cercare di trarre le fila. Prima di trarre le fila però faccio una premessa perché è doverosa, visto alcune domande che mi sono state fatte anche durante la pausa o dagli stessi giornalisti. È vero, il dato è vecchio, nel senso che la rilevazione è al 31/12/2021, che ormai sono più di 2 anni fa. Questo deriva dal fatto che, stante problemi di pandemia eccetera, non si è voluto gravare le aziende, per di più in corsa c'è stata l'apertura alle aziende con più di 50 dipendenti, per cui l'originario termine, che è sempre a marzo, no? 31 marzo dell'anno appena successivo, che sarebbe stato 30 marzo 2022, è stato prorogato fino all'ottobre del 2022. Però le aziende ci sono, per partecipare ai bandi pubblici bisogna aver presentato questo rapporto e anche questa è stata una novità legislativa, pertanto a livello nazionale si è scelto di tenere aperta la possibilità di presentare il rapporto anche per tutto il 2023, credo che sia no, forse spero che l'abbiano chiusa, comunque è stata prorogata e tenuta aperta la piattaforma. Noi come ufficio abbiamo fatto la scelta di prendere in considerazione le aziende che avevano risposto a marzo 2022, quindi praticamente un anno dopo quella che era, marzo 2023, un anno dopo quella che era la scadenza normale fisiologica, ma il dato è sempre vecchio. Il dato questa volta dovrebbe essere al 31/12/2023 e confido che, non dico a fine 2024, ma i primi mesi del 2025 ci ritroveremo, diciamo, ricomincia una cadenza biennale. Altra precisazione, il dato riguarda le aziende che hanno sede legale in Veneto, che conferiscono i dati anche per l'eventuale unità produttiva che hanno in Sardegna. Questo è un limite di questo rapporto, cioè diciamo che è un limite per quanto riguarda i decisori politici. Per fare la fotografia anche no, perché diciamo mi dice cosa pensano in Veneto, no? Cosa pensa l'imprenditore veneto o il management della realtà in Veneto, che poi lo applica anche se l'azienda, la struttura è in Piemonte piuttosto che in Sicilia. Parimenti sfuggono da questa rilevazione tutte le aziende di altre regioni che hanno qua le sedi produttive e credo che per il Veneto questo dato non sia proprio così irrilevante ed è per questo anche che la popolazione dei lavoratori censita non corrisponde ai lavoratori residenti in Veneto, perlomeno che lavorano in Veneto. Questo è un limite di cui dobbiamo prendere atto, ma c'è anche la tendenza a lavorarci, solo che noi non abbiamo la possibilità di chiedere, mettimi solo la forza lavoro in Veneto. E vengo alle conclusioni. Le conclusioni in parte sono state anticipate, nel senso che questo rapporto secondo me è molto importante perché ci rende più consapevoli. È la stessa logica che stiamo applicando con la certificazione di genere, che probabilmente ha una serie di limiti nel processo, nella serie di interlocutori, limiti nel senso di innescare veramente un cambiamento, no? Perché se non consideriamo alcuni soggetti che sono importanti, rischiamo questo. Però è la prima volta che mettiamo il focus sui numeri. Anche questo rapporto potrebbe essere restituito alle aziende e dirgli dove si colloca rispetto alle altre realtà. Diciamo che se un imprenditore lo vuole prendere, o una manager lo vuole prendere e leggere, probabilmente e ha sotto mano i suoi dati, il raffronto lo può fare. Certo, potremmo facilitare. Perché consapevolezza? Perché solo sulla base di quello che innanzitutto è lo stesso numero, è lo stesso, registro logico delle decisioni, i numeri sono quelli su cui l'impresa prende decisioni, anche in termini di responsabilità sociale, fanno comunque dei ragionamenti sui numeri.
sul vantaggio reputazionale. Non dico che sia solo quella la spinta, ma sicuramente è anche quella la spinta. Ad esempio, ma non solo a livello di impresa, di pubblico, i sindaci, io sono anche consigliere di fiducia in alcune realtà pubbliche, i sindaci di quelle realtà o l'organismo indipendente di valutazione della realtà pubblica chiede sempre conto alla direzione dell'ente di giustificare la spesa del consigliere di fiducia, che è quella figura che aiuta nell'azienda a prevenire i casi di molestie, di discriminazione e di mobbing. Cioè tu spendi 5.000 euro per questo tipo di fiducia, per questo tipo di figura, dimmi perché, qual è il tuo vantaggio? E lo fanno controllori di enti pubblici, dove uno direbbe ma è una buona prassi, è esemplare un'organizzazione che si dota di questo, no? Quindi il numero, la valutazione della performance delle iniziative che vengono fatte in azienda è fondamentale, e questo tipo di rapporto migliorato, restituito, io ho raccolto diversi spunti, è sicuramente un elemento importante. Ed è vero che nelle imprese c'è una sottovalutazione dell'elemento della discriminazione. Magari l'imprenditore o i vertici aziendali sono attenti all'ambiente, e quindi sempre più vediamo aziende che cercano di inquinare di meno, di avere un impatto sul loro ambiente inferiore, ma non pensano di avere delle situazioni appunto di discriminazione all'interno. Perché? Perché sono quelle che derivano dalla discriminazione strutturale. Noi siamo in una società in cui è presente una discriminazione strutturale che deriva principalmente da una asimmetria appunto nella distribuzione dei carichi di cura, ma che poi ha effetto a catena. Non ne abbiamo parlato oggi, mi dispiace, ma c'è tutto un capitolo dedicato all'analisi di genere di questi dati con un focus sulle portatori di disabilità, e anche lì vediamo che anche questa categoria, che per certi versi è molto attenzionata, vi sono una serie di norme, di garanzie, di tutela importanti, anche lì abbiamo delle differenze per cui la posizione della donna disabile è diciamo per certi versi peggiore di quella dell'uomo disabile. Quindi questo è anche il tema della doppia, no? Della intersezionalità dei parametri, dei fattori discriminanti, ma fa capire che anche in un segmento dove c'è attenzione e sensibilità per cultura e anche per norma, la discriminazione sussiste. Cosa significa? Che in questo momento la società nel suo complesso non riesce a esprimersi diciamo secondo quello che è il dettato normativo, ma anche etico e morale, e che ci sono degli elementi che in qualche modo ci portano a questo. Ma non deve essere, ecco, quello che dico io, non deve essere un alibi. L'imprenditore che dice ah, ma la dirigente la pago di meno perché non è colpa mia se lei è uscita sempre prima dal lavoro perché gestiva i figlioli, perché è una sua scelta, per certi versi è vero, perché la società invece potrebbe, come dire, valorizzare maggiormente l'uomo che fa il padre attivo. Lo sta facendo, ma non abbastanza, come ci è stato ricordato. Ecco, quindi per certi versi è vero che è la donna che esce prima, il carico di cura, che è un elemento che non sta all'azienda, ma un elemento con cui l'azienda si dovrà sempre più confrontare, perché la pandemia ha innescato un processo nelle persone che hanno capito come la cura, la relazione siano elementi importanti. Non c'è solo il lavoro, diciamo che si è diffuso maggiormente questa cultura, e pertanto i giovani sono molto più attenti al work and life balance, uomini e donne, direi nella stessa misura. E anzi, le donne vengono con una maggiore attenzione alla propria progressione di carriera e purtroppo sacrificano elementi di maternità o familiari. Gli uomini valorizzano sempre di più questo, per cui
magari non il prossimo rapporto, ma fra 3 o 4 rapporti discuteremo su basi differenti. Io vi saluto e vi ringrazio, anche chi ci ha seguito da casa.